Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta ed oggi abbiamo iniziato, lo vedete prima, perché alle 11:30 ci saranno i funerali di Leonardo Del Vecchio, una Agordo che piange quello che proprio le operaie hanno definito il nostro eroe. Lui ha costruito un vero impero, ma non solo, perché è un impero che viene studiato anche proprio nelle università, il suo sistema economico. Ne parleremo proprio durante questa edizione con il direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli, che ci ha raggiunto qua in studio. Buongiorno direttore. Buongiorno Daniela, buongiorno. Seguiremo passo dopo passo questo funerale. Sappiamo che già da questa mattina, dalle 8 del mattino, sono arrivati pullman, macchine, sono arrivati dipendenti, il personale, gli operai, ma anche i semplici cittadini, tutti per salutare questa persona, questo importante personaggio che ha costruito proprio l'economia italiana. Io però vedo che sullo schermo abbiamo già il nostro Christian Arboit che si trova ad Agordo, dove vi ricordo 11:30 al Pala Luxottica ci sarà il funerale. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te, al direttore, a tutti i telespettatori e telespettatrici di Antenna 3. Alle mie spalle le vedi le pale di San Lucano, sullo sfondo appunto questo scenario dolomitico iconico. Sotto un altro simbolo dell'Agordino, delle Dolomiti, del manifatturiero bellunese, la Luxottica. Lì è iniziata l'avventura che ha portato Leonardo Del Vecchio sul tetto del mondo, ha portato Del Vecchio a essere il numero uno, a volare alto, ad aggredire tra virgolette i mercati internazionali, ma rimanendo sempre ben ancorato su questa terra, una terra che lui aveva scelto nel 1958, nel 1961 l'apertura della Luxottica, la prima pietra, lui che era orfano di padre, originario della Puglia e viveva a Milano, viveva in un orfanotrofio. La madre non aveva i sostentamenti per far crescere quel figlio, eppure Leonardo Del Vecchio ce l'ha fatta. Qui nel 1961 è partita l'avventura. Perché nell'Agordino? Perché a quell'epoca in Agordino davano dei contributi per insediare delle fabbriche. Da lì è iniziato tutto, migliaia di lavoratori, gente che è rimasta sul territorio agordino, gente che è rimasta in montagna. Il resto è davvero storia. Oggi Agordo, l'Agordino non solo si preparano a dire addio a questo grande uomo, al di là di ogni retorica, al di là di ogni parola vuota. Qui oggi c'è un dolore concreto, come è concreta la gente di montagna. Alle mie spalle vedi il Pala Luxottica, tanta gente sta confluendo, migliaia le persone, tantissimi i lavoratori. Sono già arrivati anche dei numeri uno dell'economia, è arrivato l'ex amministratore delegato di Luxottica, Andrea Guerra, la famiglia Benetton, Luciano e Alessandro, che hanno detto senza tanti giri di parole è stato il numero uno. Qui continuano ad arrivare elicotteri, è tutto top secret al momento, ma stanno arrivando nomi importanti della politica, dell'economia. Lo scopriremo in diretta perché appunto la lista è top secret. Parlavo anche con i colleghi. Chiedo a Stefano Bozzi, che è qui con me, che ringrazio fin da ora, di seguirmi perché è appena arrivato anche il sindaco di Belluno, il nuovo sindaco di Belluno, qui con lui anche il vice sindaco Paolo Gamba, sindaco De Pellegrin. Che giorno è oggi per l'Agordino, per la provincia di Belluno in generale? Oggi per tutto il nostro territorio, provincia in generale, ma un po' in tutto anche il mondo, perché è un'azienda veramente che ha sedi in tutto il mondo, è veramente una giornata triste perché la mancanza di una persona così importante, una persona che ha saputo partire dal nulla e realizzare veramente una cosa grandissima che dà comunque da vivere a tante famiglie, a tanti luoghi, ha valorizzato un territorio, è veramente triste. Quindi siamo qui a stringerci attorno alla famiglia, a tutti i dipendenti, e la speranza, l'auspicio è quello che magari tutti questi valori che lui ha saputo donare un po' a tutti, magari vengano ripresi e magari portati avanti.
Perché la preoccupazione, diciamolo subito, in questi giorni è quella che Luxottica da Aro se ne possa andare, insomma questo è uno spauracchio che si agita spesso, è stato sempre sussurrato in questi anni, ma diciamo in questi ultimi giorni è un po' esplosa. È una preoccupazione reale, secondo lei, sindaco, questa? Ma lo può essere, però io credo che se obiettivamente tutta insomma, la squadra che gestirà adesso questo colosso sappia comunque ecco, tenere presente anche le radici dove è partita, e quindi io credo che il rischio ci possa essere, ma io credo che sia prevalere comunque ci sia le ragioni, l'attaccamento dove è partita una ditta, e quindi non lasciare mai le radici possa essere comunque portato avanti a beneficio ecco, di tutto questo territorio, perché sappiamo il benessere che ha portato e mi auguro che possa continuare a darlo, perché insomma un territorio montano come il nostro che attraverso ecco, questa Luxottica si è sicuramente unito e ha dato grandi opportunità. Pensare se questa venga meno è veramente difficile, quindi mi auguro insomma, che il buon senso prevalga ecco, su tutto. Grazie davvero Sindaco De Pellegrina. Chiedo anche a lei una battuta, Vice Sindaco Gamba. Lei è imprenditore, quindi conosce bene anche la realtà del manifatturiero bellunese, che è una realtà molto ricca. Ecco, cosa rappresenta Luxottica per il manifatturiero bellunese? Rappresenta gran parte del manifatturiero bellunese, rappresenta un'immagine anche della nostra provincia, perché ha dato lustro a tutta la nostra provincia questa grande visione di un comparto come l'occhiale. Io credo, nella domanda che avete fatto prima al Sindaco, che non solo dobbiamo prendere atto che questo è stato un grande visionario, una persona che ha dato e darà sicuramente ancora con la sua memoria grande impulso. Quello che voglio dire è che non sarà sicuramente in questo momento prendere paura di un qualcosa che potrà accadere. Sicuramente non accadrà perché i bellunesi hanno sempre dato atto e soprattutto per quanto riguarda il lavoro di essere il numero uno. Perciò Dicono poi che Leonardo Del Vecchio abbia già previsto tutto anche questa transizione. Certamente lui avrà previsto, ma sicuramente non possiamo pensare di trovarci in situazioni di disagio. Anzi, io sono convinto che questa cosa sia di sprono anche per le nuove generazioni a fare dei passi importanti, perciò sono convinto che questo non accadrà. Grazie Paolo Gamba, vice sindaco di Belluno. Ecco Stefano, se possiamo inquadrare questo fiume di persone che sta scendendo dai pullman, dai bus navetta messi a disposizione da Luxottica, che stanno facendo la spola da ogni angolo della provincia. Un parcheggio scambiatore è stato allestito a Belluno città, Belluno capoluogo, nella zona di Lambioi, quindi sono decine e decine i mezzi che oggi stanno trasportando persone. Ovviamente gli stabilimenti del gruppo oggi hanno sospeso l'attività in segno ovviamente di lutto, di cordoglio e di reale partecipazione. Le sentirete nel corso di questa diretta tante voci, operai che poi sono diventati imprenditori, perché poi la Luxottica è stata una fucina anche di talenti. Luxottica non è stata una semplice azienda, è stata una fabbrica paese, ma lo possiamo vedere proprio dalla dislocazione, lo mostravo prima, le pale di San Lucano, le Dolomiti, poi appunto lo stabilimento della Luxottica diventato simbolico, iconico in tutto il mondo, emblema di un Made in Italy che ha saputo fare squadra. Oggi parliamo di un gruppo, Essilor Luxottica, da 180.000 dipendenti in tutto il mondo. Pensate che la ricchezza di fatto personale di Leonardo Del Vecchio si aggira sui 30 miliardi di euro, 2 finanziarie. Se poi parliamo della patrimonializzazione non stiamo neanche a parlarne, siamo sui 65-70 miliardi di euro, una ricchezza enorme che è frutto di un lavoro sempre portato avanti sul territorio. In Veneto non c'è solo lo stabilimento
stabilimento qui di Agordo, ce n'è uno storico a Cencenighe, qui poco distante, sempre nella conca agordina, poi tra Agordino e Valbelluna a Sedico i nuovi stabilimenti, e c'è anche uno stabilimento a Pederobba. Parliamo di circa 8.000 dipendenti solo nella nostra regione. Oggi in tutti questi territori, Cencenighe, Agordo, Pederobba, Sedico, c'è lutto cittadino. I commercianti sono stati invitati ad abbassare le saracinesche, però appunto forse non c'era neanche bisogno di proclamare questo lutto cittadino, perché è un lutto, come vi dicevo prima, reale, concreto. Vediamo chi sta arrivando, avviciniamoci all'entrata del Pala Luxottica. Pala Luxottica, va detto che è stato voluto fortemente da Leonardo Del Vecchio pochi anni fa, è una struttura all'avanguardia, un fiore all'occhiello per tutta la provincia di Belluno. Qui solitamente vengono fatti i meeting aziendali, quello più importante è quello natalizio, dove molto spesso si vedeva Leonardo Del Vecchio, veniva a salutare i suoi dipendenti, erano delle serate di gala eccezionali con i cantanti che più andavano in voga, quelli sulle vette delle classifiche. Anche questo era Leonardo Del Vecchio, uno che voleva stupire i suoi dipendenti, non solo il padre dell'innovazione e del welfare aziendale, del patto generazionale, che qui ad Agordo è stato praticato forse per la prima volta a livello internazionale. Avviciniamoci ancora e vediamo chi sta arrivando. Come vi dicevo, i primi ad arrivare sono stati Andrea Guerra, che è stato amministratore delegato di Luxottica per 10 anni, e poi appunto la famiglia Benetton. Stasera sentirete le interviste. Qui vedo Tommaso Razzolini, consigliere regionale, ma soprattutto lei, Razzolini, è imprenditore dell'occhiale, proviene da una famiglia di imprenditori dell'occhiale. Siamo in diretta. Sì, sia mia mamma che mio papà insomma, sono stati imprenditori, sono tuttora imprenditori dell'occhialeria, e essere qui oggi comunque è importante perché intanto per la persona e per l'imprenditore di Leonardo Del Vecchio, che ha dato un grande esempio anche di welfare aziendale e di quello che ha dato e ha fatto sì che questo territorio potesse mantenere anche a livello di popolazione, perché insomma creare lavoro in un territorio montano è sicuramente fondamentale per sostenere la vita in questa località, ma poi anche per la persona in sé, insomma per quello che ha dimostrato il Veneto e per essere veramente uno dei migliori rappresentanti dell'ossatura veneta e di quello che rappresenta per noi. Poi al di là del ruolo da consigliere regionale, comunque provengo da Valdobbiadene. Valdobbiadene è un comune vicino a Segusino dove c'era il distretto dell'occhialeria, e quindi per noi questo settore è di fondamentale importanza, ed è giusto essere qua per ricordare un grande imprenditore, una grande persona, ma anche un mondo comunque che sta dando lavoro a tante famiglie. Grazie davvero Razzolini. Razzolini, ecco, coglie un altro tema importantissimo. Il distretto dell'occhiale non è solo affare bellunese, non è solo affare cadorino, è un distretto diffuso che dal bellunese arriva ormai fino al padovano. Nell'Alto Trevigiano ci sono decine e decine di aziende particolarmente innovative, il Basso Feltrino, Quero, Alano, Vas, Segusino, per l'appunto Valdobbiadene, tutta la zona di Vidora. Ma vediamo sempre chi arriva con un occhio puntato all'ingresso. Ovviamente si attendono diversi VIP, anche ministri. Si faceva il nome di Daniele Franco, ma non è detto, perché oggi è stato convocato un consiglio dei ministri d'urgenza, quindi potrebbe appunto potrebbero non esserci i nomi inizialmente previsti. Avviciniamoci ancora un po', vediamo, ecco, elicotteri che stanno arrivando nell'area che è off limits. Abbiamo provato appunto ad avvicinarci, ma veniamo respinti sostanzialmente, diciamocelo pure, ma è così in questi grandi eventi. Ovviamente i flussi devono essere regolamentati. Allora, Stefano, avviciniamoci ancora, sentiamo qualche voce, sentiamo qualche persona, qualche lavoratore. Va detto, noi siamo qui da stamattina alle 7:30 e il pellegrinaggio civile è iniziato già all'alba.
in realtà non si è mai fermato, perché la camera ardente è stata aperta per tutta la notte. Ieri ve lo abbiamo mostrato, l'arrivo del feretro nel cuore di Agordo tra due ali di gente che hanno applaudito Leonardo Del Vecchio, lo hanno applaudito con senso di profonda gratitudine, perché la gente di montagna qui è rimasta proprio grazie a lui, probabilmente, proprio grazie a questa epopea che è diventata un'epopea di un'impresa che è diventata epopea di un intero territorio, benessere che poi si è allargato. Ecco, vediamo un attimo, vedete, è stato allestito anche un maxi schermo, altri ce ne sono nella zona dell'Agordino, lo stesso sindaco di Cencenighe, Mauro Soppelsa, ha messo a disposizione al NOF Filò, che è la struttura polivalente locale, la sala per i residenti di Cencenighe che non possono arrivare. Abbiamo sentito in mattinata, li sentirete poi anche agenti della polizia locale, volontari, ci sono centinaia di persone mobilitate. Il cuore del volontariato bellunese è mobilitato insieme, li vedete, agli alpini, alla polizia, quindi la questura, i carabinieri sono qui proprio all'ingresso, c'è anche il soccorso alpino, la Croce Verde, la Croce Bianca, insomma il territorio è mobilitato. Su tutti quella scritta: grazie Presidente. E grazie è la parola più ricorrente tra le donne e gli uomini di Agordo, dove in ogni famiglia c'è almeno un lavoratore Luxottica. È una questione diciamo così culturale. Luxottica è nel DNA di questo territorio. Signori, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3, siamo in diretta. Vi chiedo, ecco, voi siete qui come operai, dipendenti, come cittadini? Lei? Sono io dipendente. Dipendente Luxottica da quanto, signore? Da 31 anni. Qui ad Agordo? No, a Sedico. Io lavoro a Sedico, in produzione. E cosa rappresenta per voi Leonardo Del Vecchio? Cosa vuoi che rappresenta? Noi rappresenta tutto, perché ci ha aiutato, ci ha dato un futuro e cosa, non saprei neanche cosa dirti. Le chiedo cosa sarebbe stata questa provincia, questo territorio senza Leonardo Del Vecchio? Cosa sarebbe stata? Solo avresti dovuto andare via da qui a lavorare. Io l'ho provato per un po' di anni e poi ho trovato il lavoro qui e qui ho trovato la tranquillità. Quindi lei era un emigrante, dov'era, signora? Io ho sempre lavorato a stagioni, per cui è un altro modo di lavorare. All'inizio mi sembrava neanche di non lavorare, abituata a un ritmo così. Dicono sia stato il padre, è stato il padre del welfare aziendale, era particolarmente attento a quelli che non erano dettagli di fatto, perché insomma non solo era un ambiente bello da lavorarci sostanzialmente, ma anche competitivo dal punto di vista economico. Sì, noi abbiamo tante possibilità col welfare, ci aiuta in tantissimi modi, sono sempre stati molto presenti per noi, per tutte le persone e con tutti i problemi che ci sono, perché ognuno ha vari problemi, però aiutano sempre, mi hanno sempre aiutato anche a me. Proprio una filosofia aziendale sostanzialmente. Esatto, sì. Oltre che al lavoro, crede anche nelle persone, nella varietà, nella validità delle persone e anche le loro competenze sul lavoro e l'impegno. Qui è arrivato sul posto giusto al momento giusto. Nel 1958, ricordiamolo, quando l'Unione Montana Gordina, all'epoca la comunità gordina, aveva messo a disposizione appunto dei contributi per i nuovi insediamenti. Grazie signori. Tra l'altro lui arrivava, Daniela, in un momento già di fermento per il manifatturiero bellunese. Il distretto dell'Occhiale già era realtà nel bellunese, soprattutto nel Cadore, e Del Vecchio era un appassionato di incisioni metalliche, aveva imparato questo mestiere, questo lavoro alla Johnson, un'azienda di medaglie di Milano, e poi faceva le serali all'Accademia di Brera. Quindi il territorio bellunese, l'Agordino, in quel momento era il luogo ideale dove mettere a frutto le proprie competenze, quelle acquisite proprio sul campo da garzone di bottega. Qui è arrivato e per l'appunto poi sentirete anche altre testimonianze raccolte. Cristian, non so se mi signora, senti. siamo in diretta su Antenna 3.
Adesso ti sento, sì, Ecco, forte e chiaro. Cristian, abbiamo visto anche tante dipendenti proprio con le maglie blu della Luxottica. Assolutamente, adesso proviamo a parlare con qualcuna di loro. Buongiorno signore, siamo in diretta su Antenna 3, posso chiedervi Voi siete giovanissime, siete dipendenti Luxottica? Sì, siamo dipendenti Luxottica, sì, tutte quante, sì, di Sedico e di Agordo. Di Sedico e di Agordo? Sì, 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 sì. Cosa rappresenta questa giornata per voi e cosa rappresentava Leonardo Del Vecchio? Io penso che sia doveroso comunque essere qui perché per noi ha fatto tanto, tanto, tanto e tanto. Anche per i giovani, perché lei è giovane? Sì, io da 8 anni che lavoro in Luxottica, sì. È stata la mia prima opportunità di lavoro e lì sono rimasta e ho continuato a lavorare in Luxottica, sì. Perché? Che cos'ha Luxottica di diverso dalle altre aziende? Qual è la filosofia che in qualche modo la differenzia? Beh, Luxottica è un'identità per tutti noi, adesso siamo una famiglia e comunque siamo riusciti a, tra virgolette, anche come può vedere oggi, tanta gente è qui e è un motivo ben preciso. E il punto Del Vecchio è sempre stato presente per noi e quindi gli siamo tanto riconoscenti. E anche i giovani lo sono, perché va detto, anche voi giovani siete riconoscenti, perché se potete rimanere su questo territorio in buona parte è merito suo. Sì, 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 assolutamente sì, perché anche dove lavoro io vedo tanti giovani e continue nuove assunzioni di giovani appunto che comunque hanno voglia di lavorare e comunque è un'opportunità per il nostro territorio, appunto per i giovani, per poter riuscire ad avere un buon posto di lavoro. Grazie davvero. Allora Daniela, avevo intercettato un ospite, ma adesso sono momenti abbastanza particolari, Ecco, tanti Cristian, stanno prendendo anche posto. Ecco Cristian, Dimmi. se tu rimani un attimo collegato con noi, io volevo chiedere al direttore, tantissima emozione, tantissimo dolore, ha fatto la storia, lo possiamo dire, veramente la storia economica anche del nostro paese, il suo sistema viene studiato addirittura all'università, cioè storie che non verranno mai cancellate queste. Sì, viene studiato all'università e viene anche emulato da altri imprenditori che sono concorrenti agguerriti e che hanno cercato in questi anni di carpire i segreti della Luxottica. Adesso si apre tra l'altro il futuro, si diceva prima che Del Vecchio aveva già previsto che cosa sarebbe accaduto, aveva già programmato tutto e abbiamo visto all'interno della Pala Luxottica già una parte del gotha finanziario che sta arrivando ad Agordo, perché arrivano 5.000 persone, sono previste con i 9 parcheggi che sono stati allestiti, ma all'interno del Pala Luxottica ci sono i grandi nomi dell'economia e della finanza. Abbiamo intravisto poco fa Luciano Benetton con suo figlio Alessandro, ci sono i 6 figli, vedete qui sono i parenti, sono i 6 figli di Leonardo Del Vecchio e della prima moglie e quelli di Nicoletta Zampillo, che è l'attuale compagna. Ha pensato alla famiglia ovviamente Leonardo Del Vecchio, dividendo le quote 12,5% delle quote per ciascuno, quindi quote paritarie per ciascuno dei 6 figli e 25% per la moglie. Ovviamente di questo oggi non si parla, ma credo che sia giusto dirlo per dare prova della grande lungimiranza di quest'uomo che vedeva lontano, vedeva molto più lontano degli altri. Ecco direttore, guardava davvero avanti in tutto, dal punto di vista di quell'impero che ha costruito, ma anche da un punto di vista personale, sempre guardato avanti. Sì, sì, è sempre stato, diciamo, un precursore. Leggevo stamattina delle dichiarazioni di un suo amico che è l'avvocato Maurizio Paniz, bellunese, che lo conosce da tanti anni,
e raccontava quando ci fu la joint venture con Armani, no? Cioè l'intuizione di legare degli occhiali a un grande marchio della moda, e poi ne sono arrivati tanti altri, Chanel, Dior, per cui davvero si è allargato, si è ramificato anche con sinergie con altri gruppi, facendo quella squadra che spesso si auspica. Ecco, mi scusi direttore, vedo che c'è il ministro D'Incà, sentiamo le sue parole se riusciamo. A cercare obiettivi che potessero, diciamo, costruire un futuro per le persone e, diciamo, per la comunità che lui rappresentava. Ad oggi sono 8.000 i posti di lavoro solo nel Bellunese, la paura è per quello che potrà succedere domani? Non ho nessuna paura, credo che abbia costruito il futuro, insomma, e vedo all'interno dell'azienda delle persone che sono legate al territorio e sanno rispecchiare i valori di Leonardo Del Vecchio. Vedo una grande famiglia unita che in qualche modo sa il valore di queste persone che noi vediamo attorno a noi, dell'intera comunità di Agordo, di Cencennighe, di Pederoba, di Sedico, di Rovereto, insomma di Milano anche, tutta la comunità dell'Italia che rappresenta appunto la forza principale delle persone che lavorano all'interno di questa azienda. L'azienda non è a rischio. In diretta come un attimo, siamo in diretta su Antenna 3. Ecco, Ministro, lei è bellunese e quindi conosce bene e sa benissimo cosa è stato Leonardo Del Vecchio per questo territorio. Le chiedo appunto che cosa è stato per un bellunese, cosa rappresenta Leonardo Del Vecchio? Che cos'è ancora oggi? Perché lui continua a essere con noi, è una persona straordinaria, l'ho detto più volte, indomabile, incredibile, di una sensibilità unica verso le sue persone e la sua comunità. Ha saputo diventare esempio per generazioni di imprenditori, e lo sarà anche nel futuro, perché si muore forse nel fisico, ma nella sua capacità continua, diciamo, a persistere nel prossimo futuro, e ci dà continuamente la possibilità di cogliere obiettivi e poter andare avanti. Per me lo è per tutte le persone che sono qui oggi, e ha lasciato una comunità, un welfare incredibile, delle opere, delle aziende. Basta vedere alle nostre spalle la bellezza della Lussottica che sta all'orizzonte con quel suo blu acceso che rappresenta il cielo di Agordo. Ha un significato profondissimo nella nostra comunità, e noi vogliamo ringraziarlo e dargli l'ultimo saluto tutti quanti insieme, perché di fatto noi oggi salutiamo un padre. E l'ultimo gesto di attenzione, di amore, chiamiamolo amore, per questo territorio è stato il salvataggio dell'Ideal Standard, che adesso è Ceramica Dolomite, si era appropriata del vecchio nome, a tutti caro, soprattutto ai bellunesi. Anche questo è Leonardo Del Vecchio. Io sono voluto andare a trovarlo per proporgli questa possibilità, e abbiamo parlato delle persone che lavoravano all'interno, le stesse persone che hanno contribuito, diciamo, nel corso del tempo a realizzare quello che è il sogno della Lussottica, e lui ha creduto fermamente in questa prospettiva, analizzando chiaramente i dati, e ha dato un importantissimo contributo senza il quale chiaramente non si poteva partire. Anche lì una volta è stato fondamentale il suo apporto. Guardate, dobbiamo veramente tanto a questa persona. Quindi non solo occhiale, è stato salvato un altro simbolo della Valbelluna, la ceramica. In ogni attività che lui ha svolto non è mai stato, diciamo, fermo, è sempre stato, diciamo, con una visione internazionale e globale, una persona di un'energia, di una forza, di un coraggio che non è soltanto ammirazione ma è esempio. Ecco, l'ultimissima domanda davvero, le preoccupazioni, prima ne parlava, appunto che un giorno magari si possa perdere questo cuore agordino di Luxottica, è uno spauracchio, viene spesso agitato. Lei in questi anni ha seguito varie vicende, ACC, Ideal Standard per l'appunto, ecco, da questo punto di vista. Io credo nella famiglia Lussottica, credo in tutti i manager che stanno lavorando, credo in Francesco Milleri, credo in Romolo Bardin, in tutte le persone che sono ai vertici dell'azienda, in tutta la famiglia Del Vecchio, e sono convinto che sia ancora più forte oggi il loro spirito di appartenenza a questa comunità, perché questa comunità crede in loro. Ci sarà qualche altro esponente del governo oggi insieme a lei? In questo momento sono io a rappresentanza, e ho parlato con il Presidente Draghi, che chiaramente è vicino alla famiglia ed è vicino a questo momento così difficile per la nostra comunità. Grazie Ministro, grazie davvero. Ecco, sono parole molto significative queste del Ministro D'Incà, perché sono stati anni particolarmente complicati per il bellunese, per due realtà storiche, ACC, Ideal Standard soprattutto, un marchio famosissimo
Stefano che è ritornato a sperare con le sue centinaia di dipendenti grazie ad una joint venture che vede e ha visto tra i protagonisti proprio Leonardo Del Vecchio. Quindi veramente un altro gesto importante a favore di questo territorio. Ecco Stefano, fai attenzione al gradino, cerchiamo di avvicinarci ancora una volta a questo Pala Luxottica, solitamente simbolo di feste, contenitore di feste, di meeting aziendali, di eventi internazionali, perché qui di fatto sono passati grandissimi VIP anche nel recente passato. Agordo è una città piccola, poche migliaia di persone, ma di fatto è una capitale economica. Qui ogni lunedì arrivano manager da tutto il mondo. Gli open space della Luxottica, che spesso sono preclusi ai più, sono dei luoghi metropolitani al cospetto delle Dolomiti. Leonardo Del Vecchio è stato l'antesignano di un concetto fondamentale, Glocal, l'unione di globalizzazione e locale. Lui ne è stato la sintesi perfetta. Ecco Cristian, tu rimani sempre collegato con noi ovviamente e chiedici la linea subito appena hai qualche altra persona che sta arrivando, anche perché stiamo sentendo i ricordi, le parole di quello che è stato Leonardo Del Vecchio, non solo per Agordo ma proprio per l'Italia intera. Io non so se riusciamo a mandare in onda con Italo le parole, eccolo qua, Luciano Benettone ci diceva il direttore era proprio tra le prime file all'interno del Pala Luxottica. Seguito ed è stato un momento molto fortunato. Grazie. Ecco, le avete visto le immagini, direttore? Si è sentito qualcosa di quanto stava dicendo Alessandro Benetton e qui c'è la questione anche del passaggio generazionale, no? Luciano Benetton ha passato il timone ad Alessandro Benetton. Per ora Leonardo Del Vecchio ha preferito continuare col management esterno, nel senso che ha nominato presidente, una decisione di poche ore fa, Francesco Milleri, che era già CEO, era già amministratore delegato di Exilor Luxottica. Quindi anche in questo si vede la cautela e l'attenzione di un uomo che probabilmente in questa fase vuole che sia il management esterno a continuare a condurre l'azienda per evitare quei contrasti spesso familiari che sorgono quando il grande imprenditore lascia per vari motivi il timone a qualcun altro. Ecco, Luciano Benettone ha detto prima di entrare al Pala Luxottica, ha detto per questa zona è stato tutto e anche in futuro continuerà con lui. Il giorno in cui abbiamo fatto qualcosa di importante, ha detto insieme, è stata la laurea a Venezia nella stessa data. Si sono laureati lo stesso giorno. Ecco, e questo dimostra un po', abbiamo visto in questi ultimi anni scomparire grandi imprenditori, come abbiamo reso omaggio anche a Ennio Doris, un grande banchiere del Veneto, e purtroppo è scomparso recentemente anche Gilberto Benetton, che era l'anima finanziaria della holding di Ponzano Veneto. È una generazione di uomini che sono nati in un periodo, hanno sviluppato la loro attività in periodi molto difficili e che sono riusciti a creare dal nulla degli imperi e sono in effetti, diciamo, fanno parte di una categoria che purtroppo si sta estinguendo. Poi sono subentrati altri imprenditori, ma loro hanno sofferto negli anni più duri, sono riusciti ad imporsi, hanno non soltanto dimostrato grande, come nel caso di Del Vecchio, grande sensibilità nei confronti dei loro collaboratori, perché non si può
ricordare Del Vecchio soltanto come un buon samaritano, sempre disposto ad aiutare i suoi dipendenti, e così è stato, però è stato un imprenditore anche di grande forza, di grande coraggio. Sicuramente come imprenditore avrà dovuto ingoiare molti rospi, avrà dovuto cambiare rotta, avrà dovuto, probabilmente sarà sceso a qualche compromesso. Gli imprenditori sono, il rischio di impresa è quello. Certo. E mettere su un'azienda di queste dimensioni significa avere una caparbietà, una determinazione e una forza di non poco conto. Tra l'altro una cosa che lui diceva spesso era: io sono fortunato perché non mi hanno mai considerato di molto conto, no? E questo gli ha permesso, quando sei così apparentemente inoffensivo, di agire molto più rapidamente e più efficacemente rispetto ad altri imprenditori che erano magari più temuti e più considerati. Direttore, vedo di nuovo il nostro Christian Arboit con degli ospiti. Christian, a te la linea. Sì, Daniela, eccomi di nuovo con due nostri colleghi. Marcella Corrà, storica caporedattrice del Corriere delle Alpi, probabilmente la firma più autorevole in provincia di Belluno, anzi senza probabilmente. Luca Zanfron, fotografo, molte volte ha immortalato Luca Leonardo Del Vecchio. Tuo papà Beppi Zanfron è stato il fotografo del Vajont, quindi siete due testimoni davvero eccezionali. Marcella Corrà, comincio da te. Al di là di ogni retorica, perché poi in questi eventi, diceva anche il direttore Luigi Bacciali, ogni tanto si tende un po' a mitizzare, no? Chi era Leonardo Del Vecchio? Era un uomo che sapeva prendere le decisioni, era anche un uomo duro. Beh, guarda, l'ultimo libro, l'ultima biografia di lui, che è uscita da pochissimo, che racconta tutta la storia, ti fa capire veramente cosa c'è stato dietro a quest'uomo. Ma io direi che è l'uomo che ha portato ricchezza, benessere a questa comunità agordina, ma a tutta la provincia di Belluno, perché in questi giorni anche i commercianti qui di Agordo dicevano molto chiaramente: se c'è benessere ce n'è per tutti, quindi non solo per gli operai che lavorano per lui, ma per tutta la comunità, e quindi c'è un debito di riconoscenza nei suoi confronti che è grandissimo, è enorme. C'è anche un po' di preoccupazione sul futuro, perché lui, dicono in questi giorni, sicuramente ha preso le decisioni giuste anche per il nostro futuro, però naturalmente ci possono essere delle incertezze, soprattutto a lungo termine, evidentemente. Tutti ne parlano come di una persona umile, schiva. Tu sai benissimo che era molto molto complicato, difficile parlarci. Lo abbiamo fatto in alcune circostanze, in alcune feste, in alcune manifestazioni in cui c'eravamo tutti, come i Family Day ad esempio, in cui qualche domanda gliela potevi fare, oppure in altre circostanze simili, insomma, in presentazioni di progetti importanti. E lui, io ricordo che alcuni anni fa, no, gli dicevano: ma perché non torna più così frequentemente ad Agordo, no? E lui ha detto: ma ad Agordo c'è la perfezione nel lavoro, e io devo andare in quei stabilimenti in cui questa perfezione non è ancora arrivata, e devo andare a spronarli, no? A diventare perfetti come i dipendenti, gli operai, i collaboratori, come li chiamava lui, di Agordo. Questo era. E lui ha scelto di ritornare per l'ultima volta sul luogo della perfezione. Questa è stata una scelta che credo abbia sbalordito tutti, abbia spiazzato tutti, come anch'io ho scritto oggi, ma lui, insomma, di scelte che spiazzavano è bravissimo a farne, insomma, a spiazzare persone molto più competenti, molto più illuminate e moderne anche di noi, no? E se spiazzava loro vuol dire che aveva una testa assolutamente più avanti di tutti. Disruptive, dicono gli inglesi, no? Era una persona che, insomma, sapeva sparigliare le carte sul tavolo. Ha fatto la differenza, ha saputo fare la differenza nel suo settore, e lì non mi permetto di entrare perché è estremamente tecnico, ma nell'ambito finanziario ad esempio cosa non ha fatto. Per quanto riguarda qui, negli anni in cui è stato veramente presente qui, molto più fino al 90, agli anni 90, in cui c'era proprio tutti i giorni, e qui ha fatto tantissimo, insomma, ci sono dei palazzetti che ha donato alla comunità montana, ci sono degli investimenti locali, mi dicevano i soldi dati alla casa di riposo di Taibon, per dire qualcuna di queste cose. Tra l'altro era tutta solidarietà, questo va detto, perché forse lo conosciamo noi giornalisti bellunesi e pochi altri.
lui riceveva quotidianamente tantissime richieste e diceva: io vi aiuto, ma non voglio essere nominato, non voglio essere citato. Basta vedere il recupero del ponte a Venezia, non ha mica voluto niente in cambio di quel 1,5 milioni che ha investito nel rifacimento, e questo è un esempio, è solo uno dei tanti esempi. Io credo che noi conosciamo solo una piccola parte delle cose che lui ha fatto. Mi raccontavano della chiesa qui di Agordo, no? Che Don Lino Mottes si era messo, che era il parroco storico, in testa di rinnovarla completamente. E dove andava a battere cassa? Andava lì. No, ma non lo sapevi mica, non lo venivi mica a sapere, ma il tetto nuovo, i rifacimenti interni a chi erano dovuti se non a lui? Ecco, cose che magari sì, gli agordini conosceranno bene, fuori da qui un po' meno, insomma. Ecco. Questo lato. L'ultimissima domanda, Marcella. C'è un altro personaggio importante qui ad Agordo, il braccio destro di Leonardo Del Vecchio, l'ingegnere, il cavalier Francavilla. Un'altra persona che parla poco, ma quando parla dice cose estremamente importanti. Lui è anche uno che ha investito molto su questo, lui e la sua famiglia hanno investito molto anche sul territorio, anche loro, penso a Belluno, no? Alla ex Banca d'Italia, agli chalet che ha costruito sopra Alleghe e tante altre cose che magari non conosciamo. Lui, il suo braccio destro, l'amico dal 1968, no? Quello che ha lavorato insieme, arrivato, chiamato dalla Svizzera dove era un capo operaio, è venuto qui a fare il capo operaio, poi è diventato il braccio destro di Del Vecchio, e è rimasto qui a presidiare. Lui ha sempre detto, anche recentemente, gli agordini non devono temere nulla, non devono aver paura di nulla, non devono temere nulla. E molte delle persone che ho sentito in questi giorni ti dicono: beh, guarda, lui ha sicuramente pensato al nostro futuro e quindi non si chiamerebbe Del Vecchio se non avesse pensato a noi. Grazie Marcella, grazie davvero. Parole e immagini. E le immagini le ha carpite, le ha catturate Luca Zanfron. Cosa hai colto nello sguardo di Del Vecchio? Allora, intanto ho partecipato a varie manifestazioni qui a Luxottica di Agordo, dove era presente il Cavaliere. La prima cosa che ho notato è la grande semplicità e il rapporto che aveva prima di tutto con i suoi colleghi soci fondatori, che quando veniva ad Agordo erano sempre pronti qui a dargli una pacca sulla spalla, a ricordare un po' quelli che erano sicuramente i momenti più belli di quando è stata fondata questa azienda, e questi momenti belli sono continuati con la lungimiranza di un gruppo e di un pensare che il Cavaliere ha portato avanti, quello di fare un prodotto, farlo bene e creare questo benessere in questa valle, continuando a farlo e mantenendo sempre un rapporto alla pari con quello che era il lavoratore. Era il suo segreto, la sua cifra stilistica. Mi dicevi prima, una volta l'hai visto commosso. Sì, una volta una premiazione dei dipendenti che fanno qui ad Agordo dei 25 di 40 anni di lavoro. Alla fine alzò il calice e disse: tutto questo che ho lo devo a voi. In quel momento si è commosso e si è defilato in maniera molto umile. E lì ho visto un Del Vecchio veramente, io non l'ho visto tante volte, ma mi ha un po' disarmato, perché forse non si si aspetta da una persona di così alto livello che possa avere queste reazioni. Questi attimi di cedimento. Grazie Luca, grazie davvero, grazie per questa testimonianza. Ecco, qua partiremo, fra un quarto d'ora si parte, cominciano a essere trasmesse anche le immagini del circuito interno qui sul maxi schermo, dove si sta in qualche modo posizionando la gente, si stanno posizionando le persone che non riescono a entrare nel Pala Luxottica. Come vedete, nel Pala Luxottica tutti stanno indossando la mascherina nera, i familiari. Aveva 6
figli, Leonardo Del Vecchio, 3 mogli, sappiamo che la società di famiglia è la Delfin, per anni ha lavorato alla creazione di una struttura che potesse accontentare, utilizziamo questo termine, tutti e dare dignità a tutti i suoi figli che però non sono nel management aziendale. Questa è stata una sua scelta precisa, voleva manager esterni a capo delle sue aziende. Di certo lo è Francesco Milleri, che è diventato presidente esecutivo ad interim di fatto di EssilorLuxottica, lo rimarrà fino alla fine dell'anno. Il board poi dovrà decidere, è un board che rappresenta 50% Essilor, quindi 50% francese, 50% italiana. Bisognerà capire se Milleri diventerà anche il numero 1 di Delfin, la società appunto di Leonardo Del Vecchio, quella con cui scalava e stava scalando Mediobanca, Generali e altre operazioni di cui si è parlato fino all'altro ieri. Anche per questo la morte di Del Vecchio ha suscitato sconcerto per certi versi, nessuno se l'aspettava. Perché? Perché fino all'ultimo è stato molto operativo, soprattutto nel mondo della finanza, che sembrava lo appassionasse, soprattutto nell'ultimo periodo. Avete sentito poco fa Marcella Corrà del Corriere delle Alpi che diceva: io qui ad Agordo ho raggiunto la perfezione, quindi di fatto non era più una sfida per lui, no? E quindi altre sfide, in questo caso nel campo finanziario. Daniela, io ti restituirei per il momento la linea e cambierei location. Voglio andare a capire chi sta arrivando. Ti restituisco la linea per qualche secondo. Grazie Christian, poi ovviamente ci ricolleghiamo immediatamente con te lì ad Agordo. Intanto anche la testimonianza dell'ex amministratore delegato Andrea Guerra, che ha detto una giornata straordinaria. Penso che adesso non cambierà nulla, ed è questo quello che dicono davvero tutti in questa giornata. Tutto continuerà con grande silenzio, serenità e sudore, ed era veramente quello che ha sempre fatto Leonardo Del Vecchio. Ma io credo che abbia lasciato anche questa eredità, cioè quella dell'impegno costante, sicuramente tramandata ai suoi figli, abbiamo visto anche nel Pala Luxottica, anche i molti nipoti, e poi esponenti, ci sono ovviamente esponenti del gruppo Generali, che stava citando prima Christian, come anche della Caltagirone Editore, insomma tutte le persone che lo hanno incontrato e con lui hanno anche stabilito dei rapporti molto proficui di collaborazione. Ci sono tanti amici di lunga data. Prima si citava Luigi Francavilla, che è davvero un amico, oltre che uno dei cardini del board, come anche Paul de Santial, che è il vicepresidente che ha affiancato Francesco Milleri già da qualche tempo. Si dovrà vedere poi, appunto, finito questo mandato ad interim, che cosa deciderà il Consiglio di amministrazione. Potrebbero esserci, come avviene spesso in queste vicende societarie, dei cambiamenti, ma la linea che ha dato Del Vecchio è quella della continuità, è quella dell'azienda che deve continuare ad essere gestita dal management esterno, con tutto ciò che ne consegue. Proprio diceva anche l'avvocato Paniz questa mattina, che una volta gli aveva detto perché non mi suggerisci di aprire uno studio a Milano, no? Come dire, Agordo. E Del Vecchio si era inalberato, in quel caso aveva detto: ma chi ha mai detto che un'attività anche ramificata come la mia, non solo italiana ma internazionale, non possa essere gestita da qui? Dice: cosa vai a fare a Milano? Stai a Belluno. Infatti Paniz è rimasto a Belluno, e da lì ovviamente ha sempre affiancato nelle vicende legali questo grande imprenditore. Abbiamo visto tanti sindaci, anche tutti dell'Agordino, c'è tutto il mondo oggi lì a
ad Agordo, quindi sarà interessante anche vedere le immagini all'interno del Pala Luxottica, che ricordiamo è stato teatro di tante iniziative di Del Vecchio a favore dei dipendenti, per esempio con i premi di produttività che sono stati dati molte volte, con anche le feste di Natale e poi grandi concerti che aveva proprio regalato ai suoi lavoratori. È stato epico quello di Robbie Williams, che veramente aveva fatto notizia e aveva attirato così proprio l'attenzione non solo dei dipendenti ma di tutti coloro che abitano in queste valli. Ecco, fra l'altro noi abbiamo visto prima l'interno del Pala Luxottica, dove, lo ricordiamo, davvero fra una decina di minuti inizia il funerale, seguiremo una parte del funerale, sentiremo i primi interventi e poi continueremo a parlare di Leonardo Del Vecchio, sentiremo le testimonianze degli operai, di quelli che hanno vissuto con lui per 40 anni e, come ci diceva anche il nostro Christian, ci raccontava, poi sono usciti dalla fabbrica e sono diventati imprenditori, cioè ha davvero costruito un futuro per altre persone, direttore. Guarda che poi è il modello proprio del nord-est, cioè l'operaio che parte con pochi mezzi da solo, poi diventa il capo di una piccola azienda. Coloro che hanno iniziato l'attività con lui rimangono legatissimi, c'è un clima sempre di grande collaborazione, di grande affiatamento, un clima familiare. Questi uomini poi andavano e vanno tuttora a mangiare a pranzo con i loro dipendenti, si occupano di cose che normalmente vengono delegate all'ultima ruota del carro, no? Non perdono d'occhio un attimo. E lui ha sempre detto, l'ha detto anche sono state fatte vedere delle immagini in cui diceva lavoro, 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 e dava l'esempio. Oggi abbiamo persone purtroppo che si lamentano del fatto che devono fare gli straordinari, che devono lavorare sabato e la domenica. Per lui non c'era tregua e voleva diventare il più bravo del mondo, questo era il suo obiettivo e ci è riuscito, non soltanto essendo sensibile e generoso, ma anche dimostrando un carattere, un temperamento straordinari. Io vedo di nuovo Christian Arboit che si trova con un ospite sempre lì all'esterno del Pala Luxottica. Christian, a te la linea. Sì, Daniela, grazie, buongiorno di nuovo a tutti. Mi trovo qui con Carlo Bortolini. Carlo Bortolini è un giovane commerciante e ha lo stesso nome di suo nonno. Suo nonno era appunto Carlo Bortolini, il sindaco di Agordo, che permise a Leonardo Del Vecchio di insediare la Luxottica. Esatto, quando arrivò Del Vecchio all'inizio degli anni 60, mio nonno era sindaco e Del Vecchio andò nel suo studio per chiedergli comunque il terreno e mio nonno decise di offrire questo terreno gratuitamente perché stava cercando di valorizzare un po' il tessuto industriale in questa zona che stava attraversando una fase un po' difficile a livello economico e sociale e Del Vecchio fu una delle persone che beneficiò di questa possibilità di ricevere il terreno gratuitamente. Ecco, diciamo che all'epoca Agordo era abbastanza povera, il manifatturiero era più radicato nella zona del Cadore rispetto all'Agordino, dove già c'era il distretto dell'occhialeria e quindi qui si vendevano, o meglio, si regalavano i terreni. Sì, li offrivano proprio per valorizzare questa zona qui. Diciamo, a livello di conoscenza del cosiddetto know-how era più nel Cadorino. Qui non c'è, da quanto ne so io, non c'era tanto questa tradizione dell'occhiale, nemmeno dell'industria. Quindi bisognava un po' incentivare, bisognava un po' nutrire questo genere di fenomeno e di possibilità. E Del Vecchio è stato uno dei primi. Diciamo che quel giorno mi racconta mio padre che è tornato a casa mio nonno e mio nonno era abbastanza silenzioso per caso, non è che condividesse chissà cosa relativamente a cosa succedeva nel municipio e quel giorno disse che c'era stato un ragazzo e che sembrava molto promettente. Diciamo che ci ha visto giusto. Oggi tu sei un giovane, sei rimasto ad Agordo, non ti occupi di occhialeria, sei un commerciante.
No, in realtà io sono di Agro, sono cresciuto qui per i miei pension, la mia vita, però adesso vivo all'estero. Diciamo che di quel signore, di Del Vecchio, ho preso un po' l'esempio di essere audaci e provarci con coraggio a vivere una vita provando a fare quello che senti giusto fare e a creare quello che vuoi anche per le altre persone. Quindi per me è stato un grande esempio di ciò che è possibile fare quando tratti bene le persone e quando cominci a credere anche negli altri. Carlo, di che cosa ti occupi? Io lavoro nel settore educativo, quindi gestisco un progetto in Sud Italia, nel senso seguo la parte di crescita umana di un gruppo di ragazzi in Sud Italia. Abbiamo centinaia di studenti, abbiamo fondato una scuola che si prende cura di insegnare la programmazione perché vogliamo aiutare a ridurre la disoccupazione al Sud e adesso ci stiamo anche spostando in altri paesi del mondo, sempre sull'esempio per cui crederci che si possa fare un qualcosa e che sia sempre importante fare un qualcosa per le persone. E ad esempio oggi ho una chiamata con ragazzi turchi, rumeni, polacchi, iraniani e parliamo di valorizzare l'essere umano, parliamo di collaborazione, parliamo di comunicazione, parliamo del futuro che vogliamo avere un po' come umanità, oserei dire. Quindi qui l'esempio Del Vecchio è illuminante. È illuminante perché è una persona che ha fatto vedere che quando ti prendi cura delle persone si può fare impresa e si può fare proprio un'impresa che ha anche un ruolo sociale. Vedete la quantità di persone che sono qui oggi, la quantità di persone che vedevano lui come una figura proprio di riferimento, come un padre e questo è stato un grandissimo esempio per tutti noi, per dimostrare quanto sia importante trattare con rispetto le persone, prendersi cura di loro, a prescindere dal ruolo che hanno nella società o all'interno di un'azienda. È fondamentale. Grazie davvero Carlo Bortolini, bellissima testimonianza e insomma questi giovani agordini che si fanno valere nel mondo sull'esempio appunto Del Vecchio. Tra l'altro adesso non ce l'ho, forse poi riesco a recuperare un testimone che mi ha detto guarda, forse non c'era così tanta gente, non c'era così tanta commozione nemmeno per i funerali di Giovanni Paolo I. Poco distante qui appunto Papa Albino Luciani, quindi insomma per darvi la dimensione di quello che sta succedendo oggi ad Agordo, in tutti c'è la percezione che c'è stato un prima e ci sarà un dopo. Questa è un po' la data spartiacque. E qui con me ci sono anche altri volti, altre persone, non solo dipendenti di Luxottica, non solo diciamo così i manager o quant'altro, politici, istituzioni. Qua c'è un po' la carne viva del tessuto imprenditoriale. Voi siete commercianti qui ad Agordo? Sì, io sono commerciante, io e mia moglie siamo venuti qua nel 90 in questa valle costruendo anche noi un piccolo negozio e sembrava impossibile farcela, invece come ha dimostrato Del Vecchio facendo bene le cose si può fare cose incredibili o nel nostro piccolo cose buone. Dove siete arrivati? Di cosa? Comunque di Belluno, abbiamo un'erboristeria qua in Agordo e negli anni 90 era una cosa un po' strana. E c'era anche questa... Un po' esotica. Sì, un po' strana, però abbiamo costruito una realtà bella. E lui è proprio la testimonianza che più che fare del bene, sai, c'è questa idea di fare del bene, beneficenza, bisogna fare bene le cose. Lui secondo me è l'evidenza che ha fatto bene le cose. La qualità nei prodotti, la qualità dell'ambiente, la qualità dei rapporti umani. Guarda solo la fabbrica, di solito le fabbriche sono brutte, vengono sfruttate in minimi. Lui è sempre stata bella, molta luce, molto vetro. La bellezza salverà il mondo, dice Dostoevskij, no? Secondo me anche facendo l'imprenditore, anche facendo una fabbrica la puoi fare bene, vedi l'affetto che c'è verso di lui, è una cosa rara secondo me. Nel cuore delle Dolomiti ci si nutre di bellezza, insomma. Signora. Tutto intorno, spesso la sottovalutiamo, nel senso che la diamo per scontata, chi viene da fuori rimane spesso meravigliato di tutto questo, quindi... Non si delocalizzano le Dolomiti così come non si deve delocalizzare la Luxottica? Assolutamente. Dove nasce una cosa è bene che rimanga almeno il suo cuore, perché altrimenti diventa una valanga che non si può fermare. Diciamo che qui l'indotto è fatto da Luxottica, dai dipendenti Luxottica, anche dai tanti manager Luxottica che il lunedì mattina arrivano e stanno qui magari qualche giorno. Ecco, qualcosa secondo me in più si potrebbe fare, nel senso vedere tutto sto bello, potrebbe diventare la Silicon Valley del futuro, no? Sarebbe bello vedere alberghi, ristoranti, tutto un altro mondo che cresce intorno a una realtà così bella. Ancora un potenziale inespresso qui in Agordo. Assolutamente sì. Soprattutto in questa prima parte dell'Agordo. Certo, tutta l'iniziativa privata, appunto alberghi, ricezione, è tutta da sviluppare e quindi sarebbe bene che qualcuno provasse, si lanciasse. Ecco.
anche perché comunque è stato un uomo di valore, noi siamo amici della prima famiglia e sono persone di valore, vedi che comunque sono persone di grande qualità. Speriamo che magari loro o qualcun altro possa essere invogliato a fare qualcosa di bello. Perché Anche la garanzia del fatto che si resta sul territorio, poi insomma oggi i funerali qui stanno a dimostrare qualcosa. Esatto, il legame con questa terra non è solo formale ma è vero, ecco. Voi siete giovanissimi, siete figli, ecco, vi chiedo, voi rimarrete qui ad Agordo? Sì. Volete rimanere? Sì. Tu vuoi rimanere? Sì, dai. Ma come volete, che ne so, rimanere prendere l'attività della mamma, fare qualcosa di vostro, andare in Luxottica, che cosa? No, penso di continuare il lavoro dei miei genitori e magari cercare di sviluppare delle parti nuove che possono sfruttare meglio il tutto. Dici un po' di innovazione si vuole. Sì, per fare bene bisogna sempre essere al passo con quello che c'è intorno, non si può rimanere estranei. E ti chiedo, visto che sei giovanissima, è più dura vivere qua? Perché insomma è un bel luogo, una bella città, ma la montagna è più dura di altri posti della pianura, delle città metropolitane. Beh, sicuramente in città è diverso, però la bellezza che vedi qui, cioè, ti ripaga di tutto, quindi tutta la vita qua. In bocca al lupo davvero. Attento Stefano, grazie davvero alla famiglia. Raffa. Grazie, davvero. Ecco, sono storie importanti queste, sono storie di gente che rimane e di gente che porta avanti un determinato esempio. Leonardo Del Vecchio è arrivato qui e probabilmente si è nutrito della bellezza ed è riuscito a portare questa bellezza nel suo prodotto, nell'occhiale. E forse questo ha fatto la differenza. Penso manchino davvero pochissimi minuti, pochi istanti, scusate se mi giro. Sì, esatto, perché poi vedo anche dal maxi schermo che alternano le immagini interne a immagini di repertorio che sono state trasmesse fin da ieri alle 13:30 quando è arrivata la salma. Ecco, vediamo l'annuncio, sentiamo. Pochi minuti ancora. Tra pochi minuti inizieremo la celebrazione delle esequie. Ci raccogliamo un attimo in silenzio per prepararci a questo momento. Ecco, vivremo questo momento, siamo in tanti, ma è bello sentire questo stare insieme, questo stare uniti in maniera ordinata, in maniera composta. Ecco, vogliamo prepararci, ci lasciamo guidare anche da alcune note di musica e poi vivremo insieme questo saluto a Leonardo Del Vecchio.
Prima della celebrazione liturgica delle esequie, alcuni familiari vogliono portare il loro saluto e il loro ricordo. La signora Nicoletta Del Vecchio. Buongiorno a tutti. Non sono tanto abituata a parlare in pubblico, questo mi accomuna un po' con mio marito, perché tutte e due eravamo schivi a questo, ma oggi mi sento intanto di ringraziarvi per essere qui in tanti e dirvi che Leonardo, che il vostro presidente, il vostro amico, il vostro padre per i figli, vorrebbe che io dicessi che lui sarà sempre, sempre qui con voi, che potrà sempre comunque riuscire a darvi dei consigli, e tanti ve ne ha già dati a tutti, per cui dovete continuare, come continuerò io, a essere forti, determinati nell'andare avanti. Questa azienda è la sua creatura, tutti i dipendenti sono come dei figli per lui e ha lasciato in eredità a tutti voi sicuramente qualcosa di straordinario che sono sicura che porterete avanti nel migliore dei modi. Per cui grazie. Grazie ancora a tutti. Diamo la parola a Claudio Del Vecchio. Buongiorno a tutti. E grazie per essere qui. Lui sarebbe stato molto contento di essere qui con voi a darvi la mano a tutti, ma io so che voi l'avete sentita la sua mano oggi, quindi qua lui non è lì, è qui. E vi ringrazio. Ho scritto qualcosa perché non sono sicuro che riuscivo a dire quello che mi pensavo fino alla fine, ma oggi siamo tutti qui perché lui ha sempre considerato, qui ad Agordo, voi, specialmente i dipendenti qui dello stabilimento di Agordo, membri della sua famiglia. Noi vogliamo ringraziarvi da parte sua. Il sogno di nostro padre non si sarebbe potuto realizzare senza la vostra fiducia, dedizione e collaborazione. Voi vedete, sto parlando specialmente ai suoi operai. Lui sapeva quanto eravate bravi, anche di più di quello che pensate voi. Vi ha spinto tanto, tirato tanto, incoraggiato e supportato. E voi l'avete ripagato con i vostri sforzi, con la vostra passione, con il vostro attaccamento. E questo è questo che ha dato lui il coraggio di correre
di sognare, di rischiare. Lui sapeva che dietro di lui c'eravate voi. Lui non ha mai avuto paura, ha preso dei rischi che altri imprenditori non hanno mai voluto prendere, perché lui sapeva che a coprirgli le spalle c'eravate voi. Lui sapeva che avevate la stessa passione e lo stesso desiderio di vincere. Voi eravate la sua famiglia. Mi vengono in mente molti episodi che provano questa connessione, qualcuno anche un po' più divertente di altri. Uno, ad esempio, nei primi anni, un giorno mio padre è entrato nel reparto di stamperia, dove c'era il Gino. Non mi ricordo perché, ma mio padre, non era la prima né l'ultima volta, si era un po' incazzato per qualche cosa. Le vene si gonfiavano, il Gino taceva. Una signora che stampava si alza, va da mio padre e dice: Signor Del Vecchio, siamo tutti molto contenti perché era un po' di tempo che non faceva così ed eravamo un po' preoccupati che qualcosa non andasse bene. E lui ha fatto un bel abbraccio al Gino. Queste sono cose che succedono solo in una famiglia molto affiatata. Io e le mie sorelle in quegli anni non vedevamo molto mio padre e per poter passare un po' di tempo con lui siamo dovuti anche noi entrare nella vostra famiglia. Mi ricordo quando si doveva produrre una collezione chiamata Pop. Erano occhiali bianchi e neri, a strisce bianchi e neri. Lui ci portava a casa i frontali e le astine stampati in plastica bianca e noi dovevamo mettere il nastro adesivo per mascherare le parti degli occhiali e delle astine che non si dovevano spruzzare. Ci aveva messo tutti al lavoro e noi non vedevamo l'ora di far parte di quello. Io ho guadagnato il mio primo stipendio, 1 lira, per ogni scatola che confezionavo. Quando dovevamo spedire gli occhiali si spedivano in scatole, quegli anni quelle scatole erano aperte, si doveva mettere la graffetta in ogni angolo. Io venivo pagato 1 lira per ogni di queste scatole, 25 centesimi per ogni graffetta. Piccole cose, però che ci hanno fatto sentire anche noi parte della famiglia. Mio padre ha sempre preteso tanto, ma ha anche riconosciuto e rispettato gli sforzi di tutti, dall'operaio che faceva il lavoro più umile a quello che faceva invece un lavoro più importante. Lui li ha amati tutti. Per lui erano tutti uguali e alla stessa maniera si preoccupava anche delle loro famiglie. Lui sapeva che il loro supporto era altrettanto necessario. Voi lo sapete, le uniche volte che mio padre si emozionava era quando parlava dei suoi operai, nei discorsi, nelle premiazioni. Quando menzionava voi, gli scappava sempre qualche lacrima. Lui fino all'ultimo ha sempre pensato ai suoi dipendenti, contento perché sapeva che ora la sua squadra poteva proseguire il suo sogno anche senza di lui. E voglio chiudere, se ci riesco, con le ultime parole che lui mi ha detto. Durante la mia ultima visita in ospedale, lui era molto nervoso, ma quando stavo per andare mi ha chiesto dove andavo. Io gli ho detto che andavo ad Agordo per vedere la fabbrica. Non l'ha mai chiamata stabilimento, l'ha sempre chiamata la sua fabbrica, che a causa del Covid non avevo visto da tempo. Nel sentire questo il suo viso si è illuminato e con un sorriso bellissimo mi ha detto: la fabbrica è così bella adesso.
Diamo ora la parola a Rocco Basilico. Certi uomini nascono per adempiere un compito diverso dagli altri. Leonardo era certamente tra questi, un uomo straordinario, o meglio non ordinario, non inquadrabile dai canoni e dagli stereotipi di noi persone comuni. Era diverso, che era chiaro che seguisse una missione, quella di creare il più grande gruppo italiano, ma insieme ad esso quella di dare lavoro e serenità a decine di migliaia di famiglie che sapevano di poter contare per un lavoro sicuro e su un futuro sicuro. Io ho avuto l'opportunità di far parte della sua famiglia e l'onore e di lavorare con lui per molti anni. Parlavamo quasi solo sempre di Luxottica, di come migliorarla e di come innovarla. Era il suo amore più grande e questo amore non aveva niente a che vedere con il successo, con i soldi. Era la sua missione in questo mondo. Per questo la sua famiglia è molto più grande di quella famiglia biologica. È la famiglia che abbraccia tutte le persone che hanno lavorato insieme a lui e hanno trovato un tetto sul quale vivere e prosperare. Ieri, passando per queste vie, l'ho rivisto in queste montagne. Ora vi prego di ricordare Leonardo come un faro per tanti. Lo è stato per me e ne sento già la mancanza, ma la sua missione continuerà. Il tetto che ha creato è solido come una roccia. La sua luce illuminerà ancora il percorso per tante persone, come l'ha fatto per me. Grazie Leonardo, ti voglio bene. Diamo la parola a Clemente Del Vecchio. Ciao a tutti. Io purtroppo non ho avuto l'opportunità di conoscere direttamente la parte lavorativa della vita di mio padre. Per questo farò qualcosa di diverso. Infatti, papà, ci tenevo tanto a dirti 2 parole. Ci siamo lasciati che eravamo al pranzo del tuo compleanno. Mi ricordo che noi figli volevamo farti un piccolo discorso. Io, a causa della pressione, non sono riuscito a ringraziarti come volevo, quindi lo farò ora. Papà, lo sai che ti sei sempre concentrato molto sul lavoro, ma nel momento in cui arrivavo a casa tua a salutarti, tu distoglievi l'attenzione da ciò che stavi facendo e mi davi un bacio e un abbraccio. Non ho mai amato salutare nessuno più di te, perché in quel saluto era presente uno scambio di amore fortissimo, incondizionato e bambino. Mi sorridevi e mi dicevi, ciao cucciolo. Io ho sempre osservato come tu ti mettevi a scrutare ogni tuo figlio con il sorriso di un uomo orgoglioso dei propri figli ed euforico all'idea che noi eravamo lì per stare con te. Papà, il tuo sorriso mi ha sempre aperto il cuore ed è sempre stato il riflesso della tua purezza, che penso sia la tua più grande qualità come uomo, la tua purezza di spirito, che ti ha sempre permesso di farti amare da tutti. Infatti mi ricordo di 4 o 5 anni fa, quando eravamo qua per la festa di Natale, ed era la prima volta che io venivo, perché prima ero piccolo.
ed entrammo accompagnati dal coro "C'è solo un presidente" intonato dai dipendenti. E in quel momento tu sorridevi come non mai, e anche io, perché stentavo a credere di quanto il mio papà fosse amato. Papà, devi sapere che i momenti in cui stavo con te sono stati i più felici e tranquilli della mia vita. Ad esempio quando ci mettevamo a leggere il giornale insieme a qualsiasi ora, anche alle 5 del mattino, perché entrambi non riuscivamo a dormire tanto, e allora sgattaiolavo in camera tua e ci mettevamo a leggere il giornale insieme, con io che ti guardavo con l'ammirazione profonda. Io, papà, devo dirti che nell'ultimo periodo ho iniziato a pensare che il nostro rapporto fosse insufficiente, dal momento che io non conoscevo abbastanza te e viceversa. Ma è proprio pensando a queste parole da dirti che mi sono reso conto che era solo un'apparenza, ma che in realtà noi, con la nostra qualità di osservatori, siamo sempre riusciti a capirci e conoscerci, ovviamente nei limiti del divario di età. Ma ciò che di sicuro non si può dire è che il nostro rapporto era insufficiente. Perché, papà, quali sono secondo te le cose più importanti in un rapporto? Beh, secondo me l'amore, la stima e la fiducia. E nessuno potrà mai dire che queste cose non erano presenti nel nostro rapporto. Tu per me hai sempre avuto un'enorme importanza e una grande influenza sul mio stato d'animo, come nessun altro. Infatti appena sei stato ricoverato io non riuscivo a studiare e mi sono reso conto che per la prima volta nella mia vita la mia sofferenza aveva impedito alla mia mente di funzionare. Ma quando ci siamo videochiamati qualche giorno dopo, nonostante la tua condizione, ecco che il sorriso era tornato. Potrei andare avanti all'infinito con le cose belle che potrei dire su di te, papà. Alcuni ricordi, come quando chiedevi a Manuel: ma Clemente ha fatto il bravo? E Manuel rispondeva: sì, ha fatto il bravo, e ci mettevamo tutti e tre a ridere. Oppure quando invitavamo Luigi a pranzo e non facevamo altro che ridere, e tu eri felice di fianco a lui. Non ti ho mai visto agitato quando c'era lui a farti ridere. Papà, tu mi hai sempre spronato a fare meglio, e soprattutto ad andare bene a scuola, perché per te è sempre stata una cosa fondamentale, e io ho sempre cercato di dimostrarti quanto valevo. Mi è capitato di lamentarmi del tipo di papà che avevo, ma solo nel momento in cui qualcosa non c'è più, che ti rendi conto di quanto era fondamentale. E io mi sono reso conto di quanto mio padre sia stato il miglior padre che io potessi avere e di quanto mi abbia insegnato. Tra tutte le cose, la più bella che mi ha regalato mio padre è l'amore e la capacità di amare nel suo modo, il più bello, quello sincero, buono e puro. Ha sempre amato tutti e tutto quello che faceva, dai suoi dipendenti alla sua azienda, ai suoi amici e ai suoi figli. Hai sempre regalato affetto e amore a tutti, e io ho imparato a farlo da te. Ma più di ogni altra cosa, tra noi due c'è un amore invincibile, che neanche la morte può sconfiggere, e rimarrà per sempre così, perché tu e i tuoi sorrisi rimarrete per sempre con me. E per papà, dico a tutti, cerchiamo di continuare ciò che lui ha fatto, come avrebbe voluto, e spargiamo amore e affetto, come lui ha sempre fatto. Grazie papà, ti amerò per sempre. Leonardo Maria Del Vecchio. Buongiorno a tutti. Mi sono sempre un po' vantato del fatto che non mi scrivessi mai un discorso e fossi sempre andato a braccio. Credo che quello di oggi sia il discorso più difficile della mia vita, perché è un discorso fatto a persone che amavano il nostro padre, sia come uomo, che come presidente, che come capo o come amico. Personalmente mi ha regalato i 7 anni più belli della mia vita, perché ho potuto stargli vicino sul lavoro, ho potuto conoscerle la famiglia che si chiama
Luxottica, o meglio, come gli piaceva chiamarla sempre a lui, Essilux. Sono cresciuto tanto grazie alle tante persone di talento, ma prima di tutto con passione, che tutti i giorni davano il loro apporto e davano il massimo, anche solo per ricevere una lieve pacca sulla spalla, perché non è mai stato un uomo da grandi pacche sulla spalla. Penso che oggi ci stia dando una grandissima opportunità, un'opportunità che io ho sempre cercato in tutta la mia vita, quello di renderlo fiero. Ed oggi senza di lui sono sicuro che ci guarderà dall'alto e non c'è cosa più grande e più importante per lui e motivo di fierezza per tutti quanti noi è la nostra unione come famiglia, come figli e come azienda. Grazie papà, non ti deluderò. Don Cesare Larese, parroco di Agordo. Un brevissimo saluto come parroco di questa città di Agordo a tutti voi qui presenti, alle autorità, ai sindaci delle nostre vallate e anche ai sacerdoti delle nostre vallate, al vescovo della diocesi Renato Marangoni che presiederà questa celebrazione. La straordinaria partecipazione nell'omaggio alla salma svoltasi ieri, l'accoglienza tra due ali di folla, testimonia più di ogni altra parola lo straordinario affetto e la sincera riconoscenza di tutta la cittadinanza di Agordo, dell'intera vallata e dell'intera provincia. Quindi già questo silenzio di oggi è significativo. Non devo nemmeno chiederlo per poter ora iniziare la celebrazione. Dunque avete sentito, è iniziata la cerimonia, ovviamente una cerimonia adesso che diventa anche personale per la famiglia, e avete sentito le parole della moglie, le parole di alcuni, dei figli
toccanti, parole emozionate verso il padre, insomma lo riportiamo, un padre che ha costruito davvero una cosa straordinaria e insomma direttore. Sì, e ha una famiglia davvero numerosa con 6 figli. Abbiamo visto, forse qualcuno si sarà chiesto quando è intervenuto Claudio Del Vecchio se fosse magari un fratello, e invece è il figlio, il primogenito, e ha 65 anni, per cui ha avuto dei figli primo figlio in giovane età. Abbiamo anche sentito le parole ovviamente della terza moglie, Nicoletta Zampillo, e poi Leonardo Maria che ha parlato, mi pare, per ultimo, che rappresenta anche quella parte della famiglia che è stata inserita nell'attività. Cioè, Leonardo Maria è amministratore delegato di Salmoiraghi Viganò, che è una delle tante aziende della galassia Essilor Luxottica, perché ricordiamo che Leonardo Del Vecchio ha acquisito soprattutto durante gli ultimi anni, molte altre aziende. Nel momento in cui l'occhialeria era in grave crisi, per questo giustamente qualcuno ha parlato del coraggio che altri non hanno avuto. Quando ha acquisito Ray-Ban, per esempio, quando ha acquisito Persol, sono tutte aziende che non andavano a gonfie vele. Lui le ha rilevate e le ha risanate e le ha rilanciate. Quindi un imprenditore non solo lungimirante, ma in grado di proprio trasformare in oro tutto quello che tocca, insomma, come Remida, no? E questa è stata un po' l'attività di Del Vecchio, ed è giusto ricordarlo come imprenditore anche duro, nel senso che non si può pensare che fosse di un carattere docile, remissivo. No, Leonardo Del Vecchio ha fatto quel che ha fatto perché ha imposto le sue regole, ha imposto la sua linea, ha vinto sui mercati, ha tenuto rapporti con altri imprenditori, anche con la politica ovviamente, perché con questo si deve confrontare qualsiasi imprenditore, e ha vinto ma con grandi sacrifici, con grande impegno, senza mai risparmiarsi, e di questo gli va dato atto. Tra l'altro, fra le testimonianze che abbiamo sentito, la frase che mi ha fatto, insomma, che dovrebbe far riflettere, quella del commerciante che dice: sì, dobbiamo fare del bene, ma non solo fare del bene, dobbiamo fare bene, ed era proprio quello che pensava Leonardo Del Vecchio. È verissimo. Io mostro la copertina della biografia che ha scritto Tommaso Ebert, di cui ha già parlato il vice direttore Ferdinando Avarino in un'intervista che è andata in onda su Antenna 3 a Ring, e che abbiamo dato poi anche su Focus. È un libro in cui ci sono tutti gli aneddoti e tutta la vita, quasi minuto per minuto, di quest'uomo, dove si capisce subito che era scrupoloso, meticoloso, attento ai dettagli, non gli sfuggiva nulla, anche quando non era fisicamente presente perché era all'estero, era sempre attento a tutto quello che accadeva, continuava ad informarsi. Il mio collega Maurizio Cattaneo, che è stato direttore dell'Arena, aveva la figlia in classe con il figlio di Leonardo Del Vecchio, e quindi ha avuto l'occasione di conoscerlo e di salire su questo mega yacht che era Monte Carlo all'epoca, e lui ricorda anche la semplicità, l'umiltà con cui parlava e con cui si riferivano. A bordo di questo transatlantico aveva l'atteggiamento del mozzo, non dell'ammiraglio, ecco. No, non se la tirava Del Vecchio, ecco, non se la tirava, e questo è stato uno dei segreti del suo straordinario successo. Ecco, noi abbiamo raccolto anche tante testimonianze, come avete sentito con il nostro Christian Arvoit lì da Agordo quando sono arrivate. Una soprattutto che vorrei farvi sentire prima poi di passare la linea di nuovo al nostro Christian, che lo vedo pronto, che è Maria Luisa Pramaor, la dipendente numero 18.
Lei è stata la dipendente, se non sbaglio, numero 18 di Leonardo Del Vecchio ed è stata la sua prima responsabile. Sì, sono stata la sua prima responsabile della Lussottica, che era una piccola Lussottica, che io ero il numero 18, come lo sanno tutti, e pian piano dopo è cresciuta. Io ho lavorato 8-9 anni, e poi una volta che era un giorno di sciopero e c'era del lavoro da fare e noi eravamo già tanto responsabili, mi sono portata il lavoro a casa e dopo mio marito ha detto: ma perché non le chiedi che ti dia il lavoro a casa? Allora io ho chiesto e lui mi ha detto: aspetta 2 o 3 giorni che ci penso. Ha aspettato 2 o 3 giorni e dopo mi ha chiamato e ha detto: ho pensato che te lo do il lavoro perché tu ce la puoi fare. E con quella siamo arrivati anche noi così. Ho lavorato ancora anche per la Lussottica diverse volte, però dopo ci siamo messi con la Blackfin a fare gli occhiali e venderceli da soli. Lei è l'emblema, anche altri in Luxottica hanno fatto così, hanno iniziato con Del Vecchio, poi sono diventati imprenditori. Sì, certi sono diventati imprenditori e certi che erano ragazzi come me sono diventati dirigenti, perché allora non era importante essere ingegneri per essere dei capi reparto così, perché adesso praticamente sono tutti ingegneri. Una volta quello che meritava andava avanti. Chi era Leonardo Del Vecchio, signora Pramodi? Leonardo Del Vecchio era una grande persona. Come potete vedere oggi che tutti sono qua a onorarlo, è detto tutto. Comunque era veramente una grande persona, perché lui ci considerava, non eravamo un numero. E che Agordo era? Quella degli anni 60? Un'Agordo povera e piena di emigranti. E con quella scusa piano piano sono diventati tutti sono andati tutti a star bene praticamente, perché ci sono generazioni che hanno lavorato nella Lussottica. Senta signora, le faccio un'ultimissima domanda. L'occhialeria ad Agordo, in questi giorni ci sono anche preoccupazioni, è una preoccupazione strisciante da sempre un po' nel bellunese, nell'agordino in particolare. Lei è un'imprenditrice che è rimasta, suo figlio Nicola Daldin è rimasto, Blackfin è diventata una realtà importante. Quanto costa rimanere in Agordino e secondo lei rimarrà Luxottica in Agordino? Oddio, quanto costa rimanere nell'Agordino? Penso che non costi tanto, anche perché noi, anche mio figlio, quando arrivano da tutto il mondo, tutti i gruppi degli ottici e così, non abbiamo solo gli occhiali da far vedere, abbiamo anche tutto il territorio. E essere in un territorio così, di questi tempi, non è da poco. Quindi Luxottica rimarrà? E la Lussottica, io no, penso proprio di sì, perché il signor Del Vecchio guardava sempre lontano, era lungimirante, diciamo, no? E ha messo a posto tutto. La Lussottica non può scomparire, perché la Lussottica è quella là e deve rimanere ad Agordo, e penso proprio che rimanga ad Agordo. Abbiamo sentito la testimonianza di questa dipendente che, insomma, numero 18, se pensiamo che Leonardo Del Vecchio a 180.000, vogliamo ripeterlo perché è veramente un numero imponente, 180.000 dipendenti, è veramente non si può neanche, cioè il numero 18 fa veramente impressione quando lo si dice, direttore. Sono tanti i dipendenti che l'hanno accompagnato fin dall'inizio. Ho visto le immagini del saluto recente di Del Vecchio con quello che poi era stato il suo primo operaio, no? E gli ha detto in dialetto, Del Vecchio ha detto a questo operaio: sei invecchiato, e lui ha detto anche a te, e si sono messi a ridere, perché i rapporti con i dipendenti, i lavoratori, soprattutto quelli più anziani, erano quelli. Tanti di loro poi sono partiti in altre direzioni, hanno messo su la loro piccola azienda e hanno comunque sempre mantenuto i contatti con il loro presidente,
che li ha sempre aiutati, si dice anche economicamente, qualora fossero stati, si fossero trovati in difficoltà. E certamente è anche comprensibile la preoccupazione della prima guardia, ma anche dei giovani che abbiamo visto con la maglietta blu, la scritta Luxottica, diciamo, la preoccupazione di vedere questa azienda non andare sempre a gonfie vele come è andata finora, perché mancando il capitano è chiaro che ci si preoccupa e si teme per il proprio futuro. Però, come hanno detto anche i figli, è un'azienda solidissima, è un'azienda che non può temere dal punto di vista finanziario scossoni, problemi, emorragie, per cui credo che possano stare sereni, possano stare tranquilli. E d'altra parte Del Vecchio ha attraversato molte tempeste, perché si pensa, poi si vede appunto l'azienda, 180.000 dipendenti, e si vede solo il lato positivo e tutto quello che è andato bene. Poi bisogna anche pensare che le imprese poi si trovano in mezzo a tante burrasche, perdono dei pezzi, a volte in mezzo a queste tempeste, questi vascelli e queste navi purtroppo affondano, e invece Del Vecchio ha sempre attraversato mari così tempestosi con grande abilità, con grande coraggio, come si diceva, ed è chiaro che ha affidato l'azienda a uomini in questo momento che sono in grado di mantenere i livelli che sono stati raggiunti. Cioè. Io vedo sullo schermo, non so se siamo già collegati con lui, Christian Arboit. Christian. Sì, Daniela, allora la cerimonia religiosa perlomeno è appena iniziata, officiata dal vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, Renato Marangoni. Siamo ancora appunto alle battute iniziali di questa funzione, come avete sentito, iniziata con le parole della moglie e dei figli. Il primo a parlare è stato Claudio, che ha riportato le ultime parole del padre. Che bella fabbrica, gli ha detto quando ha saputo che stava venendo qui in Agordo, perché così si dice quassù, per visitare lo stabilimento, la fabbrica, dopo mesi e mesi di assenza causate dalla pandemia. Che bella fabbrica. Più volte il papà Leonardo, era il suo orgoglio e tutti i figli lo hanno sottolineato, figli che hanno dimostrato poi un radicamento sul territorio agordino profondissimo, un legame che va oltre quello tra un imprenditore e il proprio dipendente, un legame quasi di sangue. Oggi qui sono davvero tutti fratelli, non c'è solo la famiglia, diciamo così, biologica, c'è proprio la famiglia che si è costruita con il tempo, e ad ammetterlo sono gli stessi figli. Questo è veramente uno degli aspetti più importanti finora emersi. Probabilmente in pochi qui ad Agordo si aspettavano parole così profonde anche da parte dei figli. Il legame del padre era noto, però anche quelli più giovani, appunto Leonardo Maria per esempio, Rocco Basilico, hanno dimostrato proprio un amore verso questo territorio, ed è anche forse la migliore garanzia per la permanenza di Luxottica da qui ai prossimi anni qui nella Conca Agordino e nel Bellunese, perché gli stabilimenti sono, lo ricordiamo, non solo ad Agordo ma anche a Cencenighe, Sedico e Pederobba. Ha preso parola anche Don Cesare Larese, che è il parroco di Agordo. Anche lui è ritornato sul concetto di famiglia, mentre adesso proprio il vescovo di Belluno Feltre sta parlando, lo sto sentendo, di famiglia,
quindi questo concetto che ritorna e di questo legame per l'appunto con le sue Dolomiti, che oggi si presentano al meglio, solo qualche piccola velatura sopra i cieli di Agordo, un po' di vento, è caldo, ma insomma si riesce a seguire tutta questa funzione anche dall'esterno della pala luxottica. Sono arrivati da tutta la provincia di Belluno 30 pullman, sono partiti da Belluno capoluogo, sono partiti da Feltre e dal Cadore. I flussi sono stati regolari fin dalla prima mattinata di oggi, tutto si sta svolgendo regolarmente. Sono arrivati Andrea Guerra, ex amministratore delegato di Luxottica, e la famiglia Benetton. Al gran completo li abbiamo intervistati. Stasera vi proporremo quello che hanno detto, anche ricordi personali. C'è Domenico Dolce, lo stilista. Una delle alleanze principali fu quella con Dolce & Gabbana, il mercato delle licenze, quella con Armani e tante altre, insomma il dispositivo medico dell'occhiale che diventa oggetto di culto, oggetto di moda. Da questo punto di vista Leonardo Del Vecchio è stato un antesignano. E ancora il ministro Federico D'Incà, che sta rappresentando il governo. Inizialmente si parlava anche dell'altro ministro bellunese Daniele Franco, ma sono tutti trattenuti a Roma perché c'è un consiglio dei ministri convocato d'urgenza, come spesso accade ultimamente. A rappresentare la regione Giampaolo Bottaccina, assessore regionale alla protezione civile. Oggi qua di protezione civile ce n'è tanta, ma anche assessore regionale alla specificità. Tantissimi sindaci, davvero tanti sindaci da tutti i territori, non solo dalla Conca Gordino ma da tutto il bellunese. Abbiamo intervistato all'inizio Oscar De Pellegrin, il nuovo primo cittadino di Belluno. Ci sono anche tanti sindaci dell'Alto Trevigiano, perché come ricordavamo il distretto dell'occhiale non si limita solo alla provincia di Belluno. Di 18.000, perché 18.000 sono i lavoratori dell'occhialeria in Italia, 12.000 lavorano appunto nell'Alto Veneto, soprattutto in provincia di Belluno. Spesso si è parlato di monocultura dell'occhiale, in realtà ce ne sono tante altre di produzioni, ma l'occhiale è ovviamente la punta d'eccellenza in una profondamente manifatturiera, e che a oggi è uno dei territori più industrializzati d'Italia ed Europa. Questo grazie ovviamente all'apporto fondamentale di Leonardo Del Vecchio. In questo momento la predica, l'omelia del vescovo di Belluno Feltre, che si sta ponendo delle domande esistenziali e sta facendo la metafora dell'albero, quindi l'albero piantato a terra. Insomma, chiaramente questo è il leitmotiv di questa giornata, il leitmotiv di questi giorni, il fatto di guardare al mondo pur restando ben ancorati con i piedi sul terreno, quello appunto delle Dolomiti agordine, delle Dolomiti bellunesi più in generale. Io per il momento vi restituirei la linea, ci aggiorniamo fra poco. Grazie. Grazie davvero a Christian. Noi ci fermiamo davvero per pochissimi istanti di pubblicità e poi torniamo, perché sentiremo altre testimonianze e poi ripercorriamo questi giorni difficili da quando purtroppo è arrivata la notizia della morte di Leonardo Del Vecchio. Pubblicità, poi torniamo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e, come avete visto, stiamo seguendo in diretta i funerali di Leonardo Del Vecchio. Abbiamo sentito anche la testimonianza di molti dipendenti, di molti lavoratori, ma anche proprio di cittadini che parlano e che raccontano di quanto ha fatto Leonardo Del Vecchio. Io questa mattina i nostri colleghi che erano lì ad Agordo e sono arrivati là presto hanno raccolto anche la testimonianza di alcuni imprenditori. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Che giorno è oggi per Agordo? È un giorno
storico cambia la storia, perché comunque c'è stato un percorso che in qualche maniera si chiude, ma sono convinto che se ne apra un altro ancora più importante, perché la presenza di quest'uomo sarà una presenza che rimarrà per sempre fra di noi, con tutto quello che ha fatto e con quello che ci ha ispirato. Posso chiederle, lei lavora nell'occhialeria? Sì, noi tutti lavoriamo nell'occhialeria, una lunga esperienza, 20 anni di azienda, adesso mi occupo di consulenza per le aziende del settore, ma qui dentro noi abbiamo tratto la nostra ispirazione. Quindi lei, come tanti in Luxottica, poi ha iniziato in Luxottica e poi ha intrapreso un percorso singolo? Io ho iniziato negli anni 90, è stato un percorso straordinario di crescita e con questo poi siamo andati avanti. Ecco, lei lo ha mai incontrato Del Vecchio? Vi siete mai incrociati? Certo, siamo stati insieme. Che ricordo ne ha? Ci può raccontare un aneddoto? Una persona estremamente semplice, diretta, con delle idee molto chiare, precise, molto umano, con un grande rispetto dei suoi operai. E non è cosa da poco, non è scontato questo. Ma direi che è fondamentale. Sono delle cose che dovrebbero essere assolutamente di ogni grande imprenditore, e non solo di ogni grande imprenditore. Chiedo anche a lei, anche lei lavoratore in Luxottica, imprenditore dell'occhiale. No, io sono un ottico che ho un rapporto con Luxottica da quasi 50 anni e sono qui perché nella mia storia è l'unico personaggio che io posso riconoscere il migliore di tutti, il capo dei capi, perché è veramente una persona eccezionale. Io ho preso tanto da lui e quindi sono qui per ricordarlo a tutti che è una persona veramente eccezionale. Numero uno senza se e senza ma. Assolutamente sì, è un uomo eccezionale, di un'intelligenza, di poche parole e io lo definivo un buon ascoltatore. Lui ascoltava dove chi emanava musica, bella musica, e si soffermava. Se la musica non era per i suoi orecchi, si girava e andava via e salutava tutti. Senta, lei è un ottico, come valuta la fusione di qualche anno fa tra Essilor e Luxottica? Era il sogno di una vita per Del Vecchio ed è stato un unicum a livello internazionale. Io inizialmente ero un po' titubante, in quanto con i francesi io sono un po' diffidente, però il presidente ha dimostrato che non c'era per nessuno, quando c'è lui dei francesi, lui fa tutto, lui li stende tutti e di questo sono stato felicissimo. Ecco, e secondo lei nei prossimi mesi, nei prossimi anni cosa accadrà? C'è preoccupazione nell'aria perché dicono Luxottica deve rimanere in Agordino? Allora, secondo il mio parere il presidente ha lasciato tutto al posto giusto, uomini messi là. Adesso bisogna stare solo attenti che questi uomini non facciano una guerra interna per prendere potere, però io penso che chi ci sta sono uomini scelti dal presidente e il presidente non sceglieva a caso, rimetteva gente che aveva le capacità, non era uno che si innamorava perché per la parentela o per altri motivi, solo per le qualità del soggetto. Non sceglieva a caso Del Vecchio, non ha mai scelto a caso, non ha mai fatto scelte a caso. Sì, io l'ho conosciuto tramite il mio boss e veramente era una persona umile, umilissima. In un aneddoto in fiera, lui col suo prodotto, anche in fiera, vedeva la qualità, cioè si soffermava su, cioè era proprio la sua passione ed era di umiltà unica. Direttore, quello che ci diceva lei, adesso insomma l'importante è che non ci siano guerre interne, però come ci diceva Leonardo Del Vecchio aveva davvero guardato avanti, aveva già sistemato tutto. Sì, è così, certo poi è difficile prevedere cosa accade in così, aziende di queste
queste dimensioni, con consigli di amministrazione dove ci sono avvicendamenti, dove può essere o non essere confermato Francesco Milleri alla fine di questo interim da presidente che Del Vecchio ha fortemente voluto. Quindi si aprirà una fase così abbastanza così delicata, ma con tutta probabilità nei prossimi anni i lavoratori della Luxottica non avranno nulla da temere, anche perché Leonardo Del Vecchio si era avventurato in maniera coraggiosa e con ottimi risultati anche nel mondo della finanza. Lui ha scalato Mediobanca, e a Milano in piazzetta Cuccia è stato visto come qualcuno che attentava all'integrità di Mediobanca, e è quello che succede. Le aziende si scalano, le aziende quotate si scalano, così come anche è successo in Generali, dove ha fatto il suo percorso, dove è ancora uno dei principali azionisti, e questo dimostra che il capitale dell'azienda non può essere in qualche modo terremotato, almeno nel prossimo futuro. È un uomo che viene dalla gavetta, si dice di solito, con una certa retorica si ricorda. Intanto vediamo Certo. immagini dall'interno del Pala Luxottica mentre continua la celebrazione della messa, e qui vediamo i figli, vediamo i nipoti, vediamo a sinistra la moglie Nicoletta Zampillo, e il vescovo che officia la cerimonia. Dicevo che quando si nasce in povertà, in una casa popolare, in una casa di ringhiera, si chiamano così le case di Milano, dove i bagni all'epoca, siamo proprio poco dopo, anzi durante la guerra, diciamo, era bambino Leonardo Del Vecchio, il bagno era sul ballatoio, per cui bisognava uscire all'aperto, e la situazione di questo bambino era molto rischiosa, perché la madre doveva lavorare e lui restava solo in cortile con altri bambini e con le donne del quartiere che badavano a questi bimbi, e quindi lo affidò all'orfanotrofio. Una vita comunque non facile quella Una vita non facile che ha temprato il suo carattere, che lo ha probabilmente portato a voler riscattare questa condizione con l'impegno nel lavoro, prima come incisore in una piccola azienda, appena uscito dall'orfanotrofio, a 14 anni, avrebbe potuto rimanerci fino ai 18, e poi con l'idea di creare una sua bottega nella Gordina, una volta che aveva scoperto per caso il mondo degli occhiali. Ecco, direttore, esatto, seguiamo un attimo una parte della cerimonia. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Oh
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Renato, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Leonardo, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
Bene, ora ci colleghiamo per parlare sempre di questa giornata davvero particolare con il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella. Dovrei averlo collegato, vediamo, eccolo, no, non lo vedo collegato, vediamo, eccolo qui. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei e un saluto a tutti i telespettatori. Ecco, siamo anche qua con il nostro direttore Luigi Baccialli. Buongiorno, onorevole. Buongiorno direttore. Buongiorno. Questo insomma è una giornata è stata davvero difficile, importante, particolare, insomma l'ultimo saluto ad una persona che ha fatto davvero la storia economica anche del nostro paese. Sì, davvero Leonardo Del Vecchio ha rappresentato molto, non solo per la nostra impresa, ma per la società italiana. È stato davvero un visionario, un innovatore, una personalità del mondo dell'impresa che è riuscito a unire una dimensione territoriale di cui oggi così fortemente emerge l'impronta con un'altra dimensione, quella globale, riuscendo a diventare un imprenditore italiano tra i più importanti al mondo e ad attrarre nella nostra realtà grande attenzione. E mi piace anche ricordarlo perché è stato un imprenditore che tra i primi è riuscito a introdurre nelle proprie aziende un patto di mutuo soccorso, si sarebbe detto una volta, di aiuto tra gli imprenditori e i lavoratori, in nome di un welfare aziendale tra i più innovativi, che poi è stato anche emulato da altri e che rappresenta davvero un esempio di come un imprenditore possa essere un uomo di impresa di successo, senza dimenticare i propri lavoratori, senza dimenticare il proprio territorio, le origini da cui è partito. Quindi penso facciate proprio bene a ricordarlo anche con questa trasmissione e questa diretta. E vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di questo ricordo. Ecco, segretario, ovviamente giustamente lei ricordava l'esempio che ha dato Leonardo Del Vecchio, emulato su questi ed altri versanti da molti altri imprenditori. Poi resta il problema di un sistema produttivo, di un sistema industriale evidentemente poco sostenuto, no? Non parlo degli ultimi tempi, ma parlo di decenni in cui le imprese non sono state, a mio giudizio, aiutate a crescere. Molti imprenditori dicono sarebbe già molto se ci lasciassero lavorare, perché si riferiscono alla burocrazia, si riferiscono a una tassazione astronomica, si riferiscono, come ha fatto anche a volte Del Vecchio, all'impossibilità di poter pagare di più i lavoratori attraverso il famoso taglio del cuneo fiscale. Pensa che si potrà aprire una stagione in cui la politica abbia nei confronti delle imprese, che è dalla piccola alla grande, insomma è la spina dorsale della nostra economia, una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione? Sì, l'impresa manifatturiera è davvero la spina dorsale della nostra economia, dell'economia veneta, e devo dire è riuscita a attraversare momenti molto difficili di selezione nel passato e ha attraversato reggendo la pandemia, e anche adesso sta reggendo rispetto a quelle che sono le conseguenze della guerra in Ucraina e dell'aumento delle materie prime e del venir meno di certi mercati. Quindi sì, ritengo che questa spina dorsale vada aiutata, sostenuta. Ci vuole una visione strategica per poterlo fare. È il momento che le nostre imprese riescano ad essere sempre più forti e competitivi sui mercati internazionali, e hanno già fatto moltissimo nel corso di questi anni, spesso da sole, e vengano sostenute in quei processi di digitalizzazione che fanno passare dalle filiere ai distretti ai mercati internazionali, quello che Del Vecchio ha fatto per conto proprio, e in quella che è quella svolta anche di carattere ambientale, che però deve garantire la produttività. E naturalmente assieme a questo ci sono quegli interventi di cui lei ha detto,
io penso che vada tenuto insieme la riduzione del costo del lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale, le tasse a carico degli imprenditori, con la possibilità, è un intervento che si è fatto anche nel passato, credo che vada ripreso, e accanto a questo vadano aumentati i salari dei lavoratori. E cioè noi stiamo vivendo una fase rischiosa dal punto di vista sociale ed economico, dobbiamo tentare di mettere insieme le due cose, e del resto ogni buon imprenditore dice che il proprio principale capitale, il proprio principale valore è dato dai lavoratori, e quindi noi dovremmo, in questo senso del vecchio insegna, tenere questo patto tra lavoratori e imprenditori che è fondamentale, perché noi vogliamo stare dalla parte di chi il lavoro lo crea tramite l'impresa e di chi il lavoro lo fornisce. E a me pare questo un tema molto importante. Poi certo c'è la necessità di diminuire la democrazia, la burocrazia, ma la digitalizzazione serve anche a questo. C'è la necessità di completare una politica infrastrutturale. Però sono interventi che secondo me si accompagnano a questa consapevolezza che abbiamo detto. Ecco, onorevole Martella, se può restare con noi collegato, intanto vediamo la cerimonia funebre si sta avviando verso la fine, c'è la comunione in questo momento nel Pala Luxottica, quindi vediamo le fasi conclusive della cerimonia e se l'è possibile poi riprendiamo il collegamento. Va bene, grazie. Torniamo a parlare con il segretario Andrea Martella, poi vedremo la conclusione, le fasi proprio conclusive di questo funerale, l'ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio. Direttore,
Ecco, segretario, abbiamo visto in questa circostanza l'affetto, il legame che si può stabilire tra maestranze, tra dipendenti di una grande azienda e il protagonista di un'avventura straordinaria come è stata quella della Essilor Luxottica, oggi si chiama, dopo una crescita portentosa. Sarebbe confortante vedere ogni tanto un atteggiamento di stima e di affetto, se non di affetto, di apprezzamento dell'attività della politica, no? Non solo di uno dei protagonisti della politica, ma insomma qualcosa che rappresenti un certo affiatamento tra l'elettore e le istituzioni, cosa che purtroppo è raro vedere. Come si fa a ristabilire un contatto e un rapporto come succede in questo caso, tra le imprese in maniera assolutamente straordinaria, tra un'impresa e i propri dipendenti e l'elettore con coloro che lo rappresentano in Parlamento e nelle istituzioni? Bisogna che la politica torni ad essere utile e credibile, si interessi realmente ai problemi dei cittadini e indichi le soluzioni per risolverle. Bisogna che la politica abbia qualche pensiero più profondo e riesca a parlare più di merito, che emergano le competenze e che non ci siano battaglie di carattere ideologico, ma che si mettano davvero al primo posto gli interessi nazionali, naturalmente ciascuno con la propria visione delle cose del mondo, ma avendo la capacità di produrre coesione. Non ne possono più i cittadini delle lotte, delle manovre, le questioni che riguardano il palazzo e che invece non riguardano la vita quotidiana delle persone. È per questo che penso che ci vuole proprio un processo di rilegittimazione della politica dopo anni lunghi, almeno un ventennio in cui c'è stata questa delegittimazione e per colpa ovviamente di fenomeni che hanno riguardato intrinsecamente la politica. E oggi abbiamo dei momenti in cui si respira una grande sintonia tra il progetto di una parte, di una forza politica, di una città, e sono quelli per esempio delle elezioni amministrative, ma davvero bisogna fare molto di più perché la politica ritorni a essere attrattiva per molti cittadini, per nuove energie, soprattutto per molti giovani che sono fondamentali se vogliamo portare anche idee nuove. Segretario, grazie molte per essere stato con noi, grazie ad Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, grazie. Grazie a voi davvero. Grazie, a presto, arrivederci. Grazie. Torniamo, Daniela. Torniamo ora a vedere la parte conclusiva di questo funerale. Felice, l'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano il commiato siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori con il sacramento della rigenerazione e siano segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto. Mi permetto di dire una parola breve a tutti voi che siete qui riuniti. Io sono un sacerdote di Roma in missione nel Medio Oriente e nel Golfo Persico. Conosco parte della famiglia da anni. Vorrei solamente dire una cosa che io ho parlato a lungo con Leonardo, che conoscevo. Io ho parlato proprio su questo che stiamo vivendo oggi. Ho parlato sulla vita eterna e l'anima, perché adesso il Vescovo farà una serie di preghiere molto importanti che si chiama il commiato. Tutti ci siamo portati qui una domanda oggi. Che succede con Leonardo? Finisce lì? La Chiesa, oggi celebrando questa Eucaristia,
crede nella vita eterna. Lui è un figlio della Chiesa e lo ha dimostrato anche durante la sua vita. Ha ricevuto il battesimo, ha ricevuto un germe di vita eterna. Noi sappiamo anche attraverso l'esperienza dei padri della Chiesa che il giorno della morte per i cristiani è il dies natalis, il giorno della nascita per la vita eterna. Oggi Leonardo non è morto, è vivo. La sua anima è stata portata al cielo. Per questo dirà poi la liturgia: venite santi di Dio, venite angeli, soccorrete, prendete la sua anima. Lui comincia un tempo nuovo. È vero che ha fatto tante cose, ha fatto, come è stato detto oggi, e io anche sono d'accordo perché l'ho visto, l'ho sentito anche in tante persone che hanno lavorato con lui. Ma anche lui ha una vita eterna, per sempre. Lui ci sta guardando oggi, insieme alla comunità dei santi nel cielo. Per questo termino anche con il canto che è stato fatto in latino: l'eterno riposo donagli, Signore, a Leonardo, e risplenda in lui la vita eterna. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo questo nostro fratello Leonardo, confortati dalla sicura speranza che, insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello Leonardo.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sta concludendo la cerimonia funebre per Leonardo Del Vecchio. Il vescovo Renato Marangoni precede il feretro, che tra gli applausi scroscianti dei presenti, in gran parte i dipendenti di Luxottica, sta raggiungendo l'uscita del Pala Luxottica. Vedete due ali di folla all'esterno, ovviamente la bara seguita dalla moglie Nicoletta Zampillo e dai 6 figli del grande imprenditore. Applausi che non accennano a terminare. È stata una cerimonia molto sobria, così come avrebbe desiderato e sicuramente avrà lasciato dentro lo stesso Leonardo Del Vecchio, che rifuggiva le luci dei riflettori, ma che amava stare in azienda con i suoi collaboratori, i suoi dipendenti, che era schivo, che era di poche parole, ma aveva... Ecco, credo sia Alberto Nagel, che avete visto in primo piano con i capelli bianchi, che è l'amministratore delegato di Mediobanca, se non ho visto male, perché con le mascherine FFP2 che sono obbligatorie durante la cerimonia, sono volti che non riusciamo spesso a distinguere. C'era anche Andrea Sironi, che è il direttore generale è l'amministratore delegato e presidente di Generali, tutto il gotha della finanza e dell'industria. E qui ormai la bara con la salma di Leonardo Del Vecchio è all'esterno, di nuovo salutata dai suoi dipendenti e nello scenario maestoso delle Dolomiti che circondano Agordo, dove l'avventura di Leonardo Del Vecchio era iniziata da una piccola bottega fino ad arrivare ad un'azienda di 180.000 dipendenti. Daniela, a te di nuovo la parola, credo che poi interverrà di nuovo Christian Arboit, il nostro inviato sul posto.
Sì, noi poi sentiremo ovviamente altre testimonianze di chi è stato davvero molto vicino a Leonardo Del Vecchio, che sono proprio i dipendenti, gli operai, ma anche poi sentiremo le istituzioni. Vedete ancora le immagini del feretro, lo stanno caricando i parenti, i familiari dietro, la moglie, la vedete che mette le mani sulla bara, lei che durante il suo discorso ha ringraziato tutti e per primi ha ringraziato proprio gli operai, i loro dipendenti, ed è quello che avrebbe fatto proprio Leonardo Del Vecchio, perché era proprio questo che proprio era proprio l'uomo, era proprio lui che faceva, che avrebbe voluto fare così e dire queste parole. E continuiamo a vedere il vescovo. Sentite l'applauso che non termina più, e non ci sono solo gli operai, le istituzioni, non ci sono solo i dipendenti, ma ci sono anche i cittadini che lo vogliono salutare. Ecco, era annunciata la presenza del ministro degli esteri Di Maio, che invece non è arrivato, ma in rappresentanza del governo c'è il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, bellunese. Abbiamo visto anche l'assessore alla protezione civile della Regione del Veneto Giampaolo Bottacin, ovviamente c'era il sindaco di Longarone e soprattutto il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, e poi anche il sindaco, ovviamente il sindaco di Agor. Intanto stanno uscendo dalla Pala Luxottica tutte le persone che si trovano all'interno, tantissime, era davvero piena la Pala Luxottica, molti hanno dovuto seguire dai maxi schermi all'esterno la cerimonia. L'ultimo saluto davvero della sua Agordo e non solo. Con questo striscione proprio sullo sfondo enorme, grazie Presidente. Un Presidente che non ha mai mancato di incentivare, sostenere il lavoro dei suoi dipendenti. Ecco, direttore, proprio i dipendenti stanno uscendo, li vediamo perché hanno le maglie della Luxottica, le maglie celesti, sì, l'avevano annunciato ieri che avrebbero voluto presenziare a questa cerimonia con le maglie della loro azienda. Ecco, dipendenti insieme ai familiari, proprio un unico, e qui si è interrotto, ecco, si è interrotta di nuovo la linea, ma è tornata. Ovviamente la disperazione, l'abbraccio dei familiari e l'abbraccio anche delle istituzioni, dei cittadini, degli operai ai familiari, alla famiglia, ai figli, alla moglie. Una collega prima raccontava a Christian Arboit la costruzione, la sponsorizzazione del ponte dell'Accademia a Venezia. Ecco l'abbraccio, questo è l'abbraccio con un applauso che davvero è iniziato quando è entrata il feretro già ieri e non termina nemmeno. Questo è Claudio, l'abbraccio tra Claudio e Leonardo Maria, il primogenito Claudio Leonardo Maria, che è già impegnato nell'amministrazione della Salmo Iraghi Vigano. C'è da presumere che poi tutti i figli avranno un ruolo attivo all'interno delle aziende. Ecco, addirittura abbiamo visto anche uno dei figli che è giovanissimo, che ha detto: io non ho conosciuto il mio papà da un punto di vista lavorativo, ma probabilmente anche lui subentrerà in questa attività come tutti gli altri figli. Certo, e credo che, ecco, ancora vediamo Claudio Del Vecchio che porta, non vediamo a chi sta consegnando un fiore, probabilmente a uno dei dipendenti o a un altro congiunto. Sì, sono figli che hanno avuto un esempio, un fulgido esempio di attaccamento al lavoro, di impegno
e anche di rispetto soprattutto per il prossimo. Quando un imprenditore riesce a trasmettere questi valori è chiaro che sono valori che soprattutto i figli riescono e devono assorbire. Quindi con questo esempio credo che i dipendenti della Luxottica possano vivere serenamente il prossimo futuro, perché ci sono le fondamenta che sono state gettate per una nuova fase, per un nuovo sviluppo che non sarà più nelle mani del grande timoniere, del grande capitano d'industria Leonardo Del Vecchio, ma dei suoi 6 eredi e per ora del management esterno con Francesco Milleri che è stato nominato ad interim presidente. Abbiamo visto anche la chiusura del carro funebre, direttore, gli ultimi momenti questi. Guardate, su tutta la strada, ci sono cittadini su tutta la strada. Sì, sono esequie, quasi nemmeno un capo di Stato può vantare una presenza così numerosa. Addirittura quando è arrivata la bara per la Camera Ardente c'erano ali di folla lungo Agordo con veramente migliaia di persone, e questa scena davanti la vedete anche la macchina dei carabinieri che scorta il carro funebre lungo questa strada e lo sentite l'applauso, e questi sono davvero i cittadini. Grazie di cuore, c'è un altro striscione, non ti dimenticheremo mai. Tante manifestazioni di affetto per un uomo che ha dato tutto quello che poteva alla sua comunità, non soltanto alla propria impresa o alla propria famiglia, ma che ha considerato una famiglia. Ecco, Tommaso Ebard lo si è visto tra la folla, è l'autore della biografia di Leonardo Del Vecchio, che è uscita pochi giorni fa e che ovviamente è già andata esaurita in ristampa, perché è la storia proprio, direi, giorno per giorno della vita di Leonardo Del Vecchio, pubblicata da Sperling & Kupfer. Credo che adesso potremo passare la linea a Christian Arboit, vediamo se Christian è collegato con noi, se riesce in qualche maniera, insomma, perché capiamo il momento. Eccolo qui, Christian. Eccoci Daniela direttore, buongiorno. Di nuovo avete visto tutte le fasi di questa cerimonia e abbiamo tutti capito, intuito, sentito profondamente cos'è successo questa mattina ad Agordo. È un momento storico per la comunità agordina e per la comunità bellunese. È la fine di un percorso, ma c'è la sensazione che sia l'inizio di un qualcosa di nuovo. Qui vedo, non so se c'è Mirko Mezzacasa, che è voce storica dell'Agordino, è un collega, lo conoscete tutti, qui in Agordino è un'istituzione. Stai registrando tutto per Radio la diretta, ti stavo ascoltando, hai detto delle parole importanti. Sì, oggi è calato un segnale chiarissimo di quello che era Del Vecchio per Agordo, comuni limitrofi, l'Agordino, poi il resto della provincia e del mondo, però soprattutto Agordo. Noi lo vediamo dagli anni 60, lo ricordiamo in piazza alla sera, lo ricordano i primi dipendenti, la severità, la professionalità, l'amicizia. Per noi rimarrà una delle persone che difficilmente dimenticheremo, non certo la mia generazione, quelle precedenti e quelle successive. Allora Mirko Mezzacasa non è conosciuto solo per l'imitazione di Crozza e tutto quello che è successo, lui è veramente la voce storica dell'Agordino. Radio Più si ascolta, lo sanno tutti qui ad Agordo e non solo, in tutti gli stabilimenti Luxottica. Lui è il primo che dà le notizie la mattina. Mirko. È stata dura perché è arrivata improvvisa la notizia, no? Credo che la prima battuta sia stata quella del Corriere della Sera, non vorrei sbagliare, e poi a distanza di pochi secondi è stato il disastro, è calato
è calata la spada del silenzio sulla vallata. Perché tanti lo hanno appreso da te. Lo hanno preso dalla radio, l'hanno preso non so neanche come l'abbiamo data quella mattina, perché non lo seppelliscono eravamo ad nella Agordo, ma a confusione anche Milano. noi, come tutta la gente. Io credo che stiamo vivendo uno stato molto confusionale da 3 giorni, pur sapendo quello che è successo. E cosa succederà adesso per Agordo? Ma dicono che è tutto a posto, che il futuro c'è, che il cavaliere Leonardo Del Vecchio ha pensato al futuro e non stento a crederlo. Non ha mai improvvisato nulla, voleva fare l'occhiale dalla montatura alla lente, Essilux è una realtà. Questo è uno dei tanti esempi. Mirko, grazie davvero, ti lascio lavorare. Ecco, era Mirko Mezzacasa, qui vedete ci sono i familiari Del Vecchio, i nipoti, ci hanno chiesto ovviamente di rispettare il loro dolore, soprattutto i figli e la moglie, che comunque si sono molto dati in questa cerimonia e hanno speso parole importantissime, parole di affetto, non solo rassicurazione sul futuro che sarà, perché tra le righe abbiamo letto anche questo, no? Questo legame profondo che certo non si può spezzare, perlomeno nel breve e medio termine, e soprattutto l'affetto reale. Prima il direttore Vacciali diceva neanche per i capi di Stato, neanche per i papi, aggiungiamo noi, e questa è terra di papi e papi amatissimi, il Papa del Sorriso, e qui in qualche modo ripercorriamo anche quel pathos. In attesa che arrivino altri ospiti dovrebbero raggiungermi il presidente della provincia Roberto Padrin, la presidente di Confindustria Lorena Berton e tanti altri. Solo un aneddoto, poi ci diamo un attimo alla caccia. Mi ricorda questa cerimonia, quella per Falco. Cristiano, mi senti? Guarda, alle tue spalle, sì, Vacciali. Sì, direttore, prego. Alle tue spalle ho visto Tommaso Ebert, proprio se vai un po' più, stai lì sulla sinistra, ha una giacca blu, ha gli occhiali, è giovane, ha una maschera. Inquadramelo un attimo. Eccolo lì, ti è passato davanti adesso, credo. Tommaso Ebert, che ha scritto, ha scritto la biografia di Tommaso Ebert. No, adesso non lo vedo più. Deve essere no. È passato da un'altra parte forse. Eccolo lì, guarda, ce l'hai davanti. No, qua, dietro di te. E niente, magari attendiamo che Cristian riesca a trovare che è insomma l'autore del libro che racconta la vita di Leonardo Del Vecchio. Ha raccontato della sua vita, ne abbiamo parlato prima con il direttore, una vita che non è stata facile, è stato in orfanatrofio. Quello lì ce l'hai a fianco, non è quello? Per parecchio tempo, poi ha costruito questo impero. Vediamo se riusciamo, se Cristian riesce a trovare l'autore di questo libro. Noi intanto continuiamo a parlare con il direttore, perché insomma abbiamo detto è stata una cerimonia importante che ha visto davvero la partecipazione di tantissime persone, ma chi non è potuto andare ad Agordo lo ha seguito attraverso i nostri canali, tantissime. Noi abbiamo ricevuto tantissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano anche ieri se si poteva seguire la diretta di questa cerimonia, perché era importante per tutti seguire, per tutti dare l'ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio. Il carro funebre l'abbiamo visto andare via, l'abbiamo proprio visto fino alla fine sui monti, sempre tra gli applausi dei suoi cittadini, tra gli applausi dei suoi operai, dei suoi dipendenti, ed è stato davvero il saluto più bello, direttore. No, è il saluto che ci aspettavamo quando si è parlato ieri di 5.000 persone che sarebbero arrivate ad Agordo. Non ci ha stupito, infatti è stata una folla
una folla immensa che ha voluto tributare l'ultimo omaggio, l'ultimo saluto a un grande imprenditore. Penso che poi abbiamo titolato l'altra sera Il coraggio e l'umiltà delle imprese, che quello che si è detto di Leonardo Del Vecchio abbia un valore importantissimo per tutti gli imprenditori, perché rispetto a chi ha raggiunto questa notorietà, questa popolarità e questa ricchezza, è uno degli uomini più ricchi del mondo, Del Vecchio, ce ne sono tanti altri di cui si parla poco, ma che hanno le stesse caratteristiche, hanno la stessa voglia di farcela, cercano di superare ostacoli insormontabili e riescono, a volte riescono, altre volte non ci riescono, e qui fallire nel proprio lavoro è motivo di una mortificazione, una frustrazione enorme che ha portato tanti imprenditori come dei samurai qui nel nord-est a togliersi la vita. Poi direttore, noi ovviamente abbiamo parlato di Ebert, sentiremo il servizio che avevamo proposto nei nostri telegiornali, l'aveva detto anche lei direttore, con il racconto della vita di Leonardo Del Vecchio. Noi torniamo adesso ad Agordo, dove ho visto Christian Arboit che si trova con un ospite. Christian, ci senti? Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua di nuovo Daniela, mi trovo con Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, vicepresidente di ANFAO. ANFAO è l'Associazione Nazionale dei Produttori Ottici, tra l'altro un'associazione con sede a Milano, ma chiaramente il cuore batte nel bellunese per ovvie ragioni. Tra l'altro Del Vecchio è stato per 3 volte presidente di ANFAO, va detto anche questo, presidente Berton. Ecco, io non le faccio la domanda che cosa rappresenta Del Vecchio per la comunità bellunese, questo è evidente, ma lei si immaginava tutto questo affetto, questo dolore reale? Sì, assolutamente, perché io stessa quando l'ho saputo la mattina sono rimasta veramente senza parole. C'è una cosa però che a me piace ricordare, che forse non tutti lo ricordano di Leonardo Del Vecchio, è il lavoro che ha dato soprattutto al mondo femminile. Ricordiamoci che questo è importantissimo, nell'occhialeria lavorano tantissime donne e devo dire che è stato visionario anche in questo. Dare lavoro alle donne vuol dire creare una società migliore e più indipendente. Dopodiché è stato grande in tutti i pezzi della sua vita, io dico dalla nascita fino ad oggi. Anche oggi lui si è donato a questa comunità e quindi è comunque emozionante, io sono commossa. Il Vescovo ha fatto un appello alla responsabilità sociale che deve essere anche degli imprenditori. C'è responsabilità sociale nel bellunese da parte degli imprenditori? Ma io penso che ne abbiamo avuto la prova proprio con l'ultima operazione che ha fatto Del Vecchio insieme a altri imprenditori importanti. Io direi di sì, ce n'è molta e certo dobbiamo continuare a costruire, a pensare al futuro, a pensare ai nostri giovani, perché quello di cui avranno bisogno i nostri giovani forse è anche qualcosa di diverso rispetto alle vecchie generazioni. Però oggi fare impresa, lavorare nel manifatturiero è ancora molto bello e dà ancora un valore aggiunto, ed è quando si esce dalle nostre fabbriche io vedo ancora i sorrisi e questo deve gratificare gli imprenditori. La grande lezione di Leonardo Del Vecchio è che i numeri 1 sono i nostri operai, senza di loro non si va a nessun posto. Ricordiamo tra l'altro che la provincia di Belluno è una delle più industrializzate a livello italiano ed europeo, e non solo per l'occhialeria, perché poi sono nati tanti comparti che in qualche modo hanno iniziato con l'occhialeria ma poi si sono allargati anche ad altri settori, l'automotive, l'automazione, l'offshore e quant'altro. Sì, la provincia di Belluno ha tantissime aziende e tanti gioielli. Ritengo opportuno e soprattutto importante che si inizi a investire di più nel turismo, perché quello è un gioiello che non abbiamo ancora, come dire, non voglio dire sfruttato perché è una brutta parola, ma non abbiamo ancora saputo dare e vendere questo bellissimo territorio al di fuori della manifattura. Lo sfondo alle sue spalle, insomma, parla da solo. Chi è che... Le palle di San Lucano e quant'altro. Pensavo ci fosse... No, belle splendide Dolomiti. Qui noi siamo anche talmente abituati a vivere in questa bellezza che delle volte ce ne dimentichiamo. Io ogni volta che vado all'estero, quando torno a casa dico mamma mia che bello, che belle le nostre montagne. E Del Vecchio disse
al figlio Claudio, e prima l'ha riportato: che bella la mia fabbrica. Che bella la mia fabbrica, che belle le nostre fabbriche, perché devo dire che sicuramente lui ha fatto grande scuola, ma ci ha fatto sentire tutti più forti in questo territorio, ci ha fatto capire che dal nulla si può fare tanto, e questo è importantissimo ed è ancora un valore attuale, perché qualcuno pensa che bisogna avere chissà quale background. No, se hai voglia di fare si può ancora fare. Presidente, grazie infinite, grazie a Lorraine Berton. Ecco, qui con noi in diretta, dopo intervistiamo anche lui. Intanto Nicola Del Din, che è imprenditore. Ciao Nicola. Allora, Nicola è imprenditore dell'Occhiale proprio qui in Agordino. Voi siete vicini di casa, a 2 chilometri. Prima vi abbiamo fatto sentire l'intervista a Maria Luisa Pramaor, che è la mamma di Nicola, l'impiegata numero 18, la dipendente numero 18, la prima responsabile. L'avete sentita? Ecco, questa eredità di Del Vecchio voi la percepite? È nell'aria? Allora, assolutamente sì, devo dire che ovviamente non sono mai stato coinvolto direttamente in Luxottica, ma mi sento, non so, come se fossi parte dell'azienda, cioè un'emozione incredibile, ancora adesso un po' di emozione particolare, una giornata particolare, anche perché alla fine, se la nostra azienda esiste, se mia mamma ha iniziato, se Blackfin esiste, se le cose vanno così bene, se abbiamo così tanti collaboratori che credono in noi, alla fine è comunque sempre grazie al Cavaliere Del Vecchio. Se non ci fosse stato lui non ci saremmo neanche noi. Perché questo è importante dirlo, all'epoca negli anni 60 c'era già un distretto nel Cadore, ma qui in Agordino la cosa era diversa. No, qui non c'era assolutamente nulla, c'era solo... diciamo, adesso non voglio esagerare, ma direi povertà ed emigrazione, nel senso che la Luxottica, prima della Luxottica, era solo una miniera di pirite che c'era al tempo dei Romani, che aveva chiuso pochi anni prima dell'apertura della Luxottica, e questo è il motivo per cui il sindaco aveva deciso di donare un terreno a chiunque aprisse qualunque tipo di attività, perché già prima gli agordini erano abituati ad emigrare, dopo la chiusura della miniera vedevano davanti ai propri occhi un futuro devastante. Parliamo del sito di Valle Imperina. Esatto, bravo, esatto. Ecco, che oggi è visitabilissimo. Era la Luxottica prima della Luxottica per gli Agordini, però dava, diciamo, lavoro solo una piccola percentuale. Tutti gli altri erano emigrati in Germania, Belgio, Sud America, Stati Uniti. Quindi secondo me questo è uno degli elementi che ha dato proprio forza, come diceva prima anche Claudio Del Vecchio, che ha dato proprio la forza propulsiva, il motore che stava dietro al Cavaliere. L'entusiasmo di questi Agordini, che hanno visto nell'arrivo di questa opportunità la salvezza e una vita diversa. Però siete riusciti a dare? Sì, gli Agordini, diciamo, sono riusciti a dare, o persone come mia mamma, che quando vede ancora i collaboratori con cui ha iniziato, vedo che c'è un appeal, una relazione quasi da fratelli, cioè una roba incredibile. La responsabilità sociale d'impresa, lo diceva prima Berton, è nata qui. Sì. Va detto. Diciamo di sì, dai, diciamo di sì. Ciao. Grazie a Nicola Del Din. Roger Demenec, fra poco raggiungeremo anche il presidente della provincia Roberto Padrin, che è fuggito al momento. Roger Demenec, ci sarà un prima e ci sarà un dopo rispetto a questa data. Sì, quello che però emerge, insomma, da una giornata come questa è che le due caratteristiche, secondo il mio modesto parere, fondamentali della vita di questo straordinario imprenditore, quindi l'attaccamento al territorio e ai suoi dipendenti, ai suoi collaboratori, emergono anche da un momento in cui lo abbiamo commemorato tutti assieme qui ai funerali, e questo devo dire che sarà presente nel DNA di Luxottica anche negli anni futuri, nel rispetto proprio di Leonardo Del Vecchio. Credo che Luxottica rimarrà qua. Ma adesso è chiaro che questo è un sentimento che nutriamo tutti, ma io credo che è molto più di un sentimento, è anche onorare, rispettare, insomma, le orme che lui ha tracciato in questi territori in tutti questi anni. Lo hanno detto fra l'altro nella commemorazione i figli, i familiari, è emerso, insomma, dalle parole dei tantissimi imprenditori che erano qui presenti oggi, che sono due caratteristiche che vanno anche al di là dell'imprenditore. Sono due caratteristiche di un uomo che ha saputo creare un'azienda globale, però rimanendo molto e fortemente attaccato al proprio territorio e al saper fare delle maestranze degli operai della nostra provincia e del nostro territorio. Quindi oggi è il momento di dire veramente grazie e di seguire le orme che ci ha lasciato. Grazie Demenec, grazie, buon lavoro. Continuiamo il nostro
viaggio, il nostro racconto. Adesso ci troviamo proprio nel bel mezzo della rotatoria, cerchiamo di raggiungere l'altra parte della strada. Eccoci qua. Allora, signore, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3. Buongiorno. È stato un momento importante quello di stamattina. Sì, un momento importante, un dispiacere grande per tutti, credo, i dipendenti, assolutamente. E la gente che c'è lo dimostra, quello che ha dato è stato per noi il cavaliere. Prima la Presidente di Confindustria Belluno ha parlato di manodopera femminile, ha sottolineato il fatto che questa parte è sempre stata valorizzata in Luxottica, è vero? Certo, discriminazioni per quanto riguarda le donne in questo ambiente non ce ne sono mai stati. La lascio perché so che deve prendere il pullman. Grazie mille, sì. Grazie infinite, arrivederci. Ecco, perché appunto tanti stanno rientrando, ecco, questa è la navetta per la zona industriale, ne è partita un'altra per Belluno. Ecco il Presidente della provincia Roberto Padrin, siamo in diretta su Antenna 3, Presidente. Diciamo che è difficile trovare le parole per commentare quello che abbiamo visto stamattina, perché solitamente i funerali sono contrassegnati sempre da un po' di retorica, no? Qui non c'è retorica, c'è un legame profondo. Sì, devo dire che dalle parole soprattutto dei figli e della moglie è apparso quel tratto umano di una persona di un valore straordinario che ci ha commosso, che ci ha emozionato e che ha lasciato, penso, un grande segno. Quindi una giornata che pur nella tristezza e nel dolore porteremo un po' tutti nei nostri cuori, perché abbiamo perso, e siamo consapevoli, una persona di cui ne nascono uno ogni 100 anni, perché la sua forza, la sua determinazione, la sua umanità penso che siano uniche. Lei ha ricordi personali legati a Del Vecchio? Ma io l'ho incontrato una sola volta al Mido a Milano ed è stato, pur in un brevissimo colloquio che ho avuto, ho visto comunque nei suoi occhi una persona fortemente determinata, con obiettivi chiari, quindi mi ha dato veramente una carica, nonostante diciamo così l'età un po' avanzata, ancora una grandissima voglia di fare. Questo mi ha fortemente colpito, ripeto, pur nel breve dialogo che ho avuto con lui. Una grande luce negli occhi, è stata ricordata da molti, questo particolare. Ma sì, dopo è chiaro che è una persona che ha costruito un impero e soprattutto ha dato grande dignità ai propri dipendenti, ai propri lavoratori, cosa che non accade con facilità e quindi forse troppe poche volte non si sottolineano questi aspetti. Lui ha avuto questa grande capacità di valorizzare al massimo le persone che l'hanno aiutato a farlo diventare grande. Senta Presidente, c'è un altro protagonista silenzioso che ha più rapporti anche istituzionali con il territorio, perché è qui, ed è stata diciamo la mano destra di Del Vecchio, il Cavalier Francavilla. Lei lo ha sentito, vi siete sentiti? Ma l'ho salutato prima, è un'altra di quelle figure che hanno lasciato un segno profondo e mi auguro che lo possa lasciare ancora per tanti anni, perché comunque è stato un riferimento per Leonardo Del Vecchio per tutta la vita, e quindi lui è la sua mano, giustamente come dicevi tu, qui ad Agordo, negli stabilimenti della nostra provincia, e quindi devo dire che questa preoccupazione che qualcuno ha penso la possiamo dissipare proprio anche grazie alla sua presenza. Ricordiamolo ancora una volta, Leonardo Del Vecchio ha contribuito al salvataggio dell'Ida Standard della ceramica d'oro. So che, come lo hanno scritto ormai e detto in tanti, penso sia stato l'ultimo grande regalo che ha voluto fare a questa provincia, e quindi gli siamo grati anche per questo gesto di grande riconoscenza e di volontà che ha permesso di salvare una delle aziende leader del settore, ma anche fondamentali per l'economia del nostro territorio. Grazie Presidente Padrin, grazie e buon lavoro. Allora c'è anche il Sindaco Leandro Grones, Sindaco di Livinallongo. Buongiorno Sindaco. Oggi ovviamente c'erano tutti i sindaci della Gordino, tanti della provincia, non solo della provincia di Belluno, tutto il mondo istituzionale, e non poteva essere altrimenti. Per la Gordino, per l'Alto Agordino in particolare, che cosa ha rappresentato Luxottica? Ha rappresentato forse
il modo per rimanere sul territorio anche nei luoghi più, diciamo così, difficili di questa vallata. Sì, ha rappresentato speranza, ha rappresentato una sfida industriale incredibile, veramente ha dato molto Luxottica, ha dato molto Leonardo Del Vecchio all'Argordino. Oggi è un giorno triste, però lascia veramente un testimone importante per tutti noi. Ecco, immagino anche nel suo comune ci siano tanti dipendenti di Luxottica. Lunedì mattina la notizia lei se l'aspettava? No, noi non abbiamo tanti dipendenti che lavorano in Luxottica, abbiamo tantissime persone che lavorano sul turismo, però insomma Luxottica non è solo Agordino, non è solo Belluno, non è solo Veneto, non è solo Italia, Luxottica è un'azienda leader al mondo. E quindi diciamo il legame è profondo, crea indotto per l'interno. Il legame è profondo e la testimonianza ne è oggi questa giornata. Grazie Sindaco, grazie davvero Leandro Grones, Sindaco di Livinallongo del Col di Lana, quindi siamo proprio nel profondo, nel cuore più profondo dell'Agordino. Allora faccio un veloce giro d'orizzonte, allora vediamo. Io per il momento, Daniela, ti restituirei la linea solo per un attimo, cambio location e poi vi raccontiamo altre storie, perché appunto... Ecco, ti restituirei la linea, Daniela, dopo. Va benissimo Cristian. Noi anche volevamo leggere una piccola parte dell'omelia. Oggi dice il Vescovo: com'è possibile che un seme simile ad un granello di senape, il più piccolo di tutti i semi seminati in un campo, una volta cresciuto è il più grande delle altre piante. Ha detto questo il Vescovo Renato Marangoni durante il funerale. La parabola di vita, ha aggiunto, sempre rivolto allo scomparso Presidente, che tu hai condiviso con noi, qui è una verità di vita che con te, con la passione che hai riversato e donato in tale semina, è cresciuta. È stato possibile che da sogno e ideale diventasse una realtà. Ed è diventata anche la parabola, dice, dell'occhiale. Penso che abbia detto davvero delle parole importanti e che hanno davvero descritto Leonardo Del Vecchio. Sì, proprio la sua passione, la passione di chi vuole, con diciamo, l'egoismo che è comprensibile e giusto in un imprenditore che deve pensare alla sua impresa, a se stesso, alla sua famiglia, ma che invece nella visione di Leonardo Del Vecchio era molto altro ancora, proprio la disponibilità totale, il fatto di mettersi a disposizione di tutti, di ascoltare. Ecco, molti hanno detto era un uomo che ascoltava, che non si limitava a parlare, anzi era un uomo di poche parole. Era un uomo anche che poteva, proprio per la passione che lo pervadeva, che poteva anche arrabbiarsi. Ci sono stati racconti in cui l'imprenditore così sempre calmo e tranquillo perde le staffe nel momento in cui vede che le cose non vanno secondo le sue indicazioni, nel momento in cui sente che le sue parole non sono recepite e quindi reagisce. Era un uomo con un grande carattere, un grande temperamento, ma sempre molto attento al rispetto delle persone con cui lavorava e che incontrava. E questa è una caratteristica di tanti imprenditori del Veneto. Quando abbiamo ricordato Ennio Doris, era nel suo paese, a Tombolo, abbiamo visto quale era la considerazione dei suoi paesani, dei suoi amici, cioè un uomo generoso che diceva oltretutto la miglior forma di egoismo è l'altruismo. Nel senso che se tu sei altruista ottieni dei risultati. Se anche non sei profondamente, intimamente altruista, se fai del bene ti viene restituito, ti viene ricambiato con l'affetto, con la benevolenza, con la disponibilità di tutti. Quindi sono anche persone che sanno come vivere, che conoscono profondamente l'animo umano, che hanno sofferto, soprattutto questo, hanno sofferto per tanti anni e che quindi sanno bene cosa significa
essere in condizioni di povertà, di indigenza e di volerne ovviamente, di volere uscire da queste condizioni e di ritrovarsi in un ambiente in cui si possa vivere serenamente, dediti al lavoro e alla propria famiglia. In fondo questo è l'obiettivo di ciascuno di noi. C'è chi riesce a raggiungerlo e c'è chi ottiene invece dei risultati che sono strabilianti come quelli di Leonardo Del Vecchio. Io tornerei di nuovo sul piazzale del Pala Luxottica, perché avevo visto il nostro Christian Arboit con un ospite. Vediamo se... eccolo qua, Christian, siamo di nuovo da te. Andiamo dall'altra parte. No, vediamo, sta ancora cercando ovviamente tutte le autorità che escono man mano. Fra l'altro avete visto decine di pullman che stanno tornando, stanno riportando indietro insomma tutte le persone che hanno raggiunto il Pala Luxottica, perché ovviamente sapete che insomma non si poteva di certo raggiungerlo con le auto. Abbiamo visto anche tantissimi elicotteri che sono atterrati, che hanno portato insomma le autorità, adesso le stanno riportando indietro. E io volevo anche leggere, direttore, le parole che ha detto, che sono state parole toccanti, quelle della moglie Nicoletta Zampillo, sì, moglie di Leonardo Del Vecchio, che dice: vorrebbe io dicessi che lui sarà sempre con voi, vi esorta di essere forti, vi ha lasciato in eredità qualcosa davvero di straordinario che sono sicura porterete avanti nel migliore dei modi. Si è rivolta sempre a loro, sempre al... Scusate, vedo la parola a Christian. Il tema davvero sia quello lì, insomma, la gente che avete tirato su. Ma quella continua, continuiamo. Abbiamo assunto quest'anno 500 persone. 500 persone? Sì. Solo qua o vedo... Nell'azienda, Agodo, Sedico, quella roba. Cavaliere Francavilla, Gianni San Tommaso, Corriere delle Alpi. Ci ricordi i tempi in cui eravate giovani qui ad Agordo? Quello mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato? Sono così vecchio che mi ricordo della gioventù. Quando andavate da ricchi? Allora mi ricordo dei giovani da qua in giù. Adesso mi ricordo tutto da qua in su. Sì. Cavaliere, lei è stato... Ma c'è domande difficili. La domanda è difficile. Tutti si chiedono una cosa, gliela stanno chiedendo tutti i giorni, immagino. Ecco, Luxottica rimarrà ad Agordo? Questa è una domanda stupida. Questa è una domanda stupida. Scusi, non rispondo. Non risponde. Perché? No, perché ho sempre detto, per iscritto, che non resteremo qua per altri 3 secoli. Ma per il resto non lo so. Perché qui si sanno fare gli occhiali. Prima Claudio diceva... Non so fare anche gli altri, ma sanno fare anche gli altri gli occhiali. Non siamo gli unici. Forse lo rifacciamo meglio. Siamo più bravi, ma spero che gli altri diventino bravi anche loro. Qual è il valore aggiunto di Luxottica ad Agordo? La sincerità, la semplicità, la trasparenza. La trasparenza. Se lei dovesse descriverci Leonardo Del Vecchio? Non ho parole per descriverlo, lo sapete voi meglio di me. La gente dice che Leonardo Del Vecchio era dentro di loro e che è grata a Del Vecchio perché li ha resi partecipi e complici di tutto quello che è stato fatto. Non posso non confermare, confermo tutto. Andrea Guerra ha detto che ci ha cambiato la vita a tutti. Chi è Andrea Guerra? Andrea Guerra voleva cambiare un po' la fabbrica. No, non lo so, non mi risulta. Cavaliere, lei è un simbolo qui in Agordino, lo sente tutto questo affetto? Perché è un affetto che anche per lei, in tanti le vogliono bene. Non ho ammazzato nessuno, non ho fatto male a nessuno, sono qua. E ci rimane, lei non molla, lei è sempre tutti i giorni in ufficio. Ci rimango finché le gambe tengono e il cuore. Grazie Cavaliere. Allora, io non so Daniela se mi stai sentendo, spero proprio di sì, perché Francavilla è il numero 2 di Luxottica ed è adesso il numero 1.
qui ad Agordo e qui per gli stabilimenti bellunesi. Prima gli ho fatto la domanda, non so se l'avete sentita tutta, l'ho fatto anche un po' arrabbiare, forse non dovevo. Gli ho chiesto, ma rimarrete? Luxottica rimarrà qui ad Agordo? Mi ha scansato il microfono dicendo, questa è una domanda stupida. Bene, sono contento di aver fatto una domanda stupida perché ha dato un'importante rassicurazione ai circa 8.000 dipendenti bellunesi del gruppo Luxottica, 80.000 solo Luxottica, 180.000 se li mettiamo insieme a Essilor, il gigante francese dell'ottica, perché ecco, questo è un passaggio fondamentale. Sicuramente ne avete parlato tanto anche con il direttore, ma era l'obiettivo di una vita questo Del Vecchio, fondere le montature per occhiali, che sono poi l'emblema del Made in Italy e del Made in Belluno, con la lunetterie francese, con le lenti francesi. Sono i due mercati principali. Fonderli insieme, creare un colosso della vista. Così è stato, tra l'altro, aggiungiamoci il grande retail americano, quindi le catene commerciali, migliaia e migliaia di negozi in tutto il mondo. Quindi siamo di fronte a un colosso dove appunto e qui stava la preoccupazione, qui starebbe la preoccupazione, però appunto sono arrivate parole importanti. C'è solo un piccolo mistero, chiamiamolo così, anche se il termine è ovviamente improprio. Il feretro, avete visto, è andato via fra due ali di folla, è stato salutato, probabilmente andrà a Milano, ma anche su questo non parlavo anche con diversi colleghi, non abbiamo ancora nessuna certezza in merito. Io mi sposterei ancora una volta, Daniela, ti restituirei la linea e insomma le parole di Francavilla oggi hanno un peso specifico, forse sono quelle più significative, le ha dette con semplicità, le ha dette con la sua solita verve, con il suo solito spirito anche molto critico, ma le ha dette. Sono parole importanti che, se sommate insieme a quelle dei familiari, della moglie Nicoletta, dei figli, insomma ci restituiscono un quadro davvero confortante. A te la linea, Daniela. Grazie davvero, grazie Cristian, poi torniamo a parlare di nuovo con lui sempre ad Agordo, però parlavamo proprio delle parole della moglie Nicoletta, che fra l'altro ha anche detto: senza la vostra collaborazione, parlando sempre alle dipendenti, non si sarebbe realizzato il suo sogno, ha preso dei rischi che altri non avrebbero mai corso. Sì, perché si sentiva... aveva creato una struttura che gli consentiva di guardare al futuro con ottimismo e con poche incertezze. Sapeva che aveva le spalle coperte e quindi è sempre andato avanti con grande coraggio e determinazione. Luigi Francavilla, oltre che essere stato il numero 2, era credo un amico fraterno, anzi forse la persona che era più vicina a Leonardo Del Vecchio, e Cristian non ha fatto una domanda stupida, è una domanda stupida alle orecchie di un uomo che è fortemente radicato nell'Agordino ad Agordo e che non ha nessuna intenzione di cambiare una virgola di questa azienda, e quando si dice resterete ad Agordo ovviamente si insinua il sospetto che si possano alterare gli attuali equilibri e che per esempio i francesi abbiano in futuro un ruolo preminente rispetto a quello dei bellunesi, insomma, e quindi da qui nasce questa sensibilità per qualsiasi riferimento a trasferimenti in altre sedi, in altri paesi. Io credo che uomini come Luigi Francavilla e come Leonardo Del Vecchio in particolare abbiano dato soprattutto un esempio ai giovani che si stanno muovendo in direzione di una professione, che stanno cercando con difficoltà a volte lavoro perché sperano di avere un lavoro adeguato ai loro studi, alla loro preparazione, perché il lavoro non manca, il lavoro c'è. Spesso i giovani non ritengono che siano destinati a quel tipo di occupazione, ma proprio Del Vecchio, io
credo fortemente in questo, dimostra che si può partire dal basso, che si può partire da un lavoro che si ritiene inadeguato, non consono alle proprie aspettative, e che da lì si possano fare delle scalate straordinarie. Cioè chi ha voglia di mettersi in gioco, di lanciare delle sfide, di trovare delle strade, di inventarsi qualcosa, ha davanti a sé una prateria, tante difficoltà, tanti bastoni tra le ruote, tanta sofferenza, tanti sacrifici, ma se lo vuole fare, se vuole raggiungere un obiettivo, e questo Leonardo Del Vecchio lo ha dimostrato, può farlo. Quindi i ragazzi, quei ragazzi che si avvicinano al mondo del lavoro con titubanza, incertezza e anche a volte troppa sicurezza nel poter fare qualcosa che secondo loro dovrebbe piovere dal cielo. No, bisogna conquistarsi proprio un passo alla volta tutto quello che si ritiene di poter ottenere, ma ci vogliono anni, ci vuole olio di gomito, come si usa dire, bisogna darsi da fare, sbattere contro tante porte, avere tante delusioni, ma alla fine chi semina bene poi alla fine raccoglie dei frutti e lo abbiamo visto questo. No? E questo è un diciamo Del Vecchio è l'esempio più eclatante di questo. Direttore, ci fermiamo, sì. Vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore, poi una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo in studio perché ci sono anche altre tante testimonianze ancora che abbiamo raccolto su Leonardo Del Vecchio, poi torneremo ad Agordo per vedere insomma il termine di questa giornata che è stata una giornata proprio di saluto e di estremo affetto nei confronti di Leonardo Del Vecchio. Ci fermiamo, meteo e pubblicità. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Passata la veloce e debole perturbazione di origine atlantica, l'anticiclone africano torna a rinforzarsi ancora di più sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 30 giugno. Sul Veneto il mese si conclude con poche novità rispetto ai giorni scorsi. Tanto sole, cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali addensamenti, specie in montagna dove sarà possibile anche una leggera variabilità con locali piovaschi. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 16 e 23 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, lo vediamo, cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Temperature minime sui 20-24 gradi, massime intorno ai 29-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, in prevalenza soleggiato con qualche rovescio o temporale pomeridiano sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 32-33 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Siamo tornati nuovamente in studio, è terminato da poco davvero il funerale di Leonardo Del Vecchio, abbiamo visto insomma tutto quello che è accaduto, abbiamo sentito le testimonianze non solo dei dipendenti ma anche delle istituzioni, delle autorità che hanno parlato, abbiamo sentito le parole di Francavilla, il numero 2, è davvero straordinario dire il numero 2 con 180.000 dipendenti, il numero 2 della Luxottica, e ha detto parole importanti perché ha detto alla domanda di Christian Arboit se la Luxottica rimane
nel territorio. Ha definito la domanda stupida, ma non perché era stupida, ma perché ne è certo, perché quelle basi che ha costruito Leonardo Del Vecchio sono basi importanti. Noi questa mattina abbiamo intervistato anche molta gente, i residenti, abbiamo proprio sentito il calore dei cittadini nei confronti di questa persona. Non so se riusciamo a mandare in onda proprio le parole di una signora di Agordo, quello che ci ha raccontato, quello che ha detto di Leonardo Del Vecchio. È un giorno di lutto, è un giorno di tristezza, perché è morto un uomo probo, un uomo che ha fatto tanto per questo paese e per la gente, che ha cambiato l'economia di questo paese. Possiamo dire che senza Del Vecchio la storia dell'Agordino sarebbe stata un'altra? Secondo me sì, sicuramente, perché prima l'economia qua era basata sull'agricoltura soprattutto e l'allevamento del bestiame, quindi... Si ricorda quei tempi, gli anni 70, certo, 80? Perché dunque io adesso vivo a Padova, ma io sono stata qua, sono nata qua, e quindi proprio in paese. E sono vissuta qui fino agli 8 anni, quindi mi ricordo che le cose erano totalmente diverse. Questo un po' ovunque, io penso, però era un paese molto piccolo, una comunità molto unita e quasi tutti dediti all'agricoltura e all'allevamento del bestiame. Non c'era ancora il turismo rinomato? Non c'era il turismo rinomato, però Agordo era famosa perché i ragazzi studiavano molto, quindi c'era una buona propensione allo studio e alla cultura. Questo anche da prima dell'avvento della grande luxottica, che ha veramente monopolizzato, e forse in questo senso un pochino ha rovinato, perché i ragazzi 14enni andavano immediatamente a lavorare in fabbrica. Sono tantissime luci, però appunto ci sono dei punti relativi alla monocultura dell'occhiale. Diciamo che comunque un'economia basata esclusivamente, capito, sull'allevamento era un'economia povera. Tutti hanno potuto invece progredire, comprarsi una casa, quindi avere certamente una vita migliore. Oggi il grazie di Agordo a Del Vecchio. Certo. Sicuramente il grazie di Agordo, io l'ho già salutato ieri, pur vivendo a Padova e pur non avendolo conosciuto, però era un uomo buono, probo, che ha saputo, insomma, certamente ha avuto i suoi vantaggi, quindi ha fatto una fortuna, però ha dato anche molto. Avete sentito la signora ha detto: io l'ho salutato ieri perché ieri è arrivato il feretro, il carro funebre è arrivato come atteso da centinaia di cittadini. Direttore, la domanda che vorrei fare, direttore, è la preoccupazione ora di molti, perché si è visto purtroppo nella storia delle aziende, grossi gruppi, il passaggio generazionale con i figli, e qualcuno dice: lui ha messo delle basi importanti, ha guardato sempre avanti, quindi aveva e ha tuttora una squadra, che è quella squadra, insomma, che lui ha scelto. Però qualcuno si dice: a lungo andare potrebbe cambiare qualcosa, un po' il timore c'è. Ma sai, nelle aziende, soprattutto aziende di queste dimensioni, possono esserci situazioni magmatiche, sono legate anche all'andamento dei mercati, alle famiglie, ai rapporti tra i figli, laddove ci sono rapporti tranquilli e non ci sono grossi contrasti, si può pensare che le cose possono andare avanti nel migliore dei modi, anche a lungo, perché no? Questa è una famiglia, abbiamo visto i 6 figli, abbiamo visto la moglie di ragazzi, poi il primogenito, abbiamo visto Claudio Del Vecchio, che ha 65 anni, quindi ci sono figli di varie età, e i rapporti sono sempre stati improntati
all'amicizia fraterna, insomma, no? che è quanto di meglio si possa sperare all'interno delle aziende, quindi è difficile fare previsioni, dipende da tanti fattori, dipende da come si muoverà l'alleato francese, il gruppo, la parte francese di Luxottica, quindi è molto difficile azzardare delle previsioni in un momento in cui peraltro ci sono grosse difficoltà, a prescindere dalle scelte degli imprenditori, no? Ci sono difficoltà sui costi delle materie prime, ci sono problemi legati alla guerra in Ucraina, e diceva molto bene la signora prima intervistata da Christian Arboit, la fortuna di una valle, di una comunità che si è ritrovata, un uomo che ha deciso di insediarsi lì e di sviluppare lì la sua azienda. Pensiamo alle condizioni di tante parti della montagna, in Veneto e non solo, dove c'è degrado, dove non c'è lavoro, dove anche l'agricoltura è in grosse difficoltà, la pastorizia, sappiamo, vediamo, abbiamo visto anche di questi ultimi tempi quali sono state le ricadute della guerra in Ucraina proprio sull'agroalimentare, quindi su un settore vitale per il Veneto, e invece lì la fortuna ha baciato queste genti e ha consentito loro di trovare un'occupazione, di mantenerla, di avere un benessere che molti altri non hanno. Ecco, vorrei aggiungere rispetto a quanto diceva prima Christian Arboit che è sicuro ormai che la salma sarà tumulata a Milano. Milano era un'altra, ovviamente, città strategica per il gruppo, per Leonardo Del Vecchio, tant'è vero che in Piazza Cadorna, nel cuore di Milano, c'è per esempio uno dei palazzi del Vecchio, lo si vede sotto il logo Oakley, che è uno dei tanti marchi che Del Vecchio ha rilevato. Quindi... Tra l'altro diceva, direttore, anche le tante opere che sono state realizzate grazie al sostegno di Leonardo Del Vecchio, e lui ha sempre detto non citatemi, io lo faccio ma non serve, questo dimostra comunque proprio... È vero, la grande discrezione, la grande modestia, giustamente una collega prima ricordava la sponsorizzazione del Ponte dell'Accademia. Il Ponte dell'Accademia è un ponte di legno a Venezia che collega i sestieri di San Marco ed Orsoduro proprio davanti all'Accademia, si chiama Ponte dell'Accademia non a caso. C'è una targhetta grande così, che è anche difficile da vedere se non sai dove dice progetto sostenuto da Luxottica. Ecco, questo era, diciamo, l'approccio anche mediatico di Leonardo Del Vecchio, che peraltro sappiamo non ha mai amato la luce dei riflettori, difficilmente lo si è potuto intervistare, insomma ci sono giornalisti fortunati e bravi come Tommaso Eber che sono riusciti a fargli un'intervista e una lunga biografia, e quindi anche queste immagini della bara che esce dal Pala Luxottico di Agordo resteranno impresse nella memoria di chi lo ha amato, perché di amore si è trattato, soprattutto non solo da parte della famiglia ma da parte dei suoi dipendenti. E certamente il risalto che oggi viene dato alla scomparsa di Del Vecchio non è paragonabile con la mancanza di risalto che lui ha chiesto e ottenuto, nel senso che non ha mai sgomitato come altri imprenditori per avere visibilità. Penso per esempio a quanto era così attaccato ai giornali e alla comunicazione Raul Gardini. Raul Gardini continuava, c'era un'intervista al giorno su Raul Gardini, e si potrebbe dire lo stesso di altri imprenditori, di altri finanzieri. Del Vecchio ha sempre preferito stare nell'ombra, e nell'ombra lavorare e andare avanti e crescere in una maniera che davvero oggi, valutando tutto quello che ha fatto, appare
straordinari. Certo. Lei, direttore, prima nominava Tommaso Ebert, che è la persona che ha scritto il libro su Leonardo Del Vecchio. Fra l'altro una curiosità è che, direttore, non c'è neanche più il libro in libreria, perché evidentemente la gente, insomma, ha voluto avere una parte, leggere una parte, la sua vita, e lo ha fatto. E quindi sono andati anche a ruba i libri. E soltanto una settimana fa, negli studi di Ring, proprio Tommaso Ebert raccontava al vice direttore Ferdinando Avarino alcuni passaggi proprio della vita di Del Vecchio. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Scavando ho scoperto che nell'orfanotrofio di Milano, dove la mamma chiede a 7 anni di ricoverarlo, c'è un archivio di ogni alunno, e quindi anche quello di Leonardo Del Vecchio. Ho la fortuna di farmi dare una delega, di poter vedere questo archivio. Apro questo archivio polveroso che nessuno aveva visto dal 1949, neanche Leonardo Del Vecchio, e quando apro questo archivio trovo un tesoro, trovo tutte le tappe, diciamo, della sua infanzia. Sono 7 anni, vero, di Martinit? Lui è passato dal 42 al 49, dai 7 ai 14 anni di Martinit. Trovo 7 anni della sua infanzia, ma anche le lettere disperate con cui mamma Grazia chiede che il figlio venga ricoverato in orfanotrofio. Questa lettera del marzo del 1942, scritta su carta azzurrina a mano, disperata ma ricca di dignità, che a me, insomma, tocca veramente le corde dell'emozione. A me, quando l'ho trovata, era il settembre dell'anno scorso, mi ha fatto prendere la decisione che questa storia andava raccontata assolutamente. Perché? Cosa scrive la mamma? Perché la mamma scrive: vi prego, ricoverate mio figlio Leonardo, perché rischia una disgrazia, io lo devo lasciare solo tutto il giorno perché devo lavorare come operaia, lui è lasciato solo, prima che gli succeda qualche disgrazia vi prego prendetelo in orfanotrofio, anche per dargli una migliore educazione. Quindi lui va lì per evitare la strada, no? La mamma è preoccupata. E loro stavano nelle case minime. Cosa sono? Perché loro abitano nelle case popolari che il regime fascista costruisce a Milano per gli ultimi degli ultimi. Si chiamano case minime, sono case che erano in periferia nel 1930 e sono in periferia anche nel 2020. Sono le stesse case popolari in cui 80 anni dopo nasce e cresce Gali, ad esempio, proprio nelle case di Baggio, di Via delle Forze Armate. Alloggi popolari senza nessun fronzolo, 20 metri quadri in cui vive tutta la famiglia Del Vecchio. Lontane, mamma Grazia deve camminare un'ora, un'ora e mezza per andare al lavoro. Leonardo a 7 anni è lasciato solo in questi grandi cortili in cui i bambini crescevano da soli, e mamma Grazia è preoccupata, si faceva male, si tagliava, aveva un bimbo che giocava. Un bimbo che giocava, e anche particolarmente sveglio, quindi dice ricoveratelo. Sarà la sua fortuna, come dice lui. Perché? Perché Leonardo Del Vecchio al Martinit impara un mestiere, il mestiere dell'incisore, e inizierà a trovare subito un lavoro a 14 anni. Questo è il motivo per cui esce dall'orfanotrofio, poteva rimanere fino a 18, ma aveva già trovato un lavoro come fiol de bottega, come dice lui, per fare l'incisore in una fabbrica che fa medagli, e lì inizia ad incidere, e a un certo punto gli passano per le mani un paio di occhiali a cui doveva fare un fregio. Vede gli occhiali e capisce che è molto bravo manualmente anche a fare gli occhiali, a fare parti di montature, e da lì inizia la sua avventura. Da lì inizia la sua avventura, dice Ebert, è un'avventura che non termina con la morte di Leonardo Del Vecchio, lo vogliamo dire perché, insomma, poi la preoccupazione ovviamente è quella, un colosso ed un'impresa straordinaria che sicuramente andrà avanti. Abbiamo sentito davvero tante testimonianze, adesso sentiamo quella di un'operaia, di chi ha lavorato proprio con lui e per lui. Signora, lei è un'ex operaia di Luxottica, che ricordi ha di Del Vecchio? Tutti belli, una persona umile, forse anche più di qualche operaio magari. Non posso dire altro che bene, veramente. Lei per quanti anni ha lavorato in Luxottica? Io ho lavorato 20 anni, quasi, sì. Sì. Abbiamo avuto tutto da lui. Io adesso ho un figlio, prima ne avevo 2 che lavoravano là, e sia con la scuola che con tutto, è come se fosse uno di famiglia, insomma, fa come un padre, veramente. Pensa proprio solo agli operai. Sì.
Lei lo ha mai incrociato, lo ha mai visto alle feste aziendali? Sì, e quando arrivava lui arrivava il Dio. Non c'erano più i VIP, c'era lui e basta. Sì. Ma come si può spiegare a chi non è agordino o chi non vive Luxottica questo amore viscerale, questo legame profondo tra i dipendenti e del vecchio? Ma perché lui non ha mai trattato i dipendenti come dipendenti? Lui ci incontrava nei corridoi, salutava. Non so neanche, è commovente solo il pensiero di com'era. Ma tutti comunque, io mi ricordo anche il signor Francavilla che era il suo, venivano lì in reparto, sembravano dei capi, non ti davano l'impressione di... Dopo è logico che dovevi, però io non so neanche cosa dire di più, perché veramente penso che non ci siano neanche parole per esprimere l'uomo com'era. E adesso cosa sarà di Luxottica e del suo legame con Agordo? Perché in tanti se lo stanno chiedendo. In questi ultimi anni era, diciamo così, un dubbio sussurrato, no? Poi Del Vecchio è sempre sembrato immortale per certi versi. Ma di fatti è vero. È stata proprio una botta perché sembrava proprio una persona che non doveva mai andare via. E io penso che comunque le persone che ci sono adesso abbiano il rispetto di continuare quello che ha lasciato, sia come operai, forse adesso magari si rendono conto ancora di più di come io dico dobbiamo comportarci, perché anche se non ci sono più, comunque io spero comunque anch'io che abbiano il rispetto e che continui tutto come voleva lui. Quindi Luxottica deve rimanere ad Agordo, non solo perché qui si fanno bene gli occhiali, ma perché... Per il rispetto della persona. Basta pensare che ha voluto venire in Agordo a dare l'ultimo saluto, cioè questo penso che sia il massimo che poteva dimostrare per noi. È lui che ha tanto più rispetto lui di noi quasi che noi in certe occasioni, sicché penso che non cambi. Penso che, anzi, io sono convinta che anche a livello di operai si rendono conto più andando avanti di quello che ha lasciato e di quello che dobbiamo fare noi per lui, per la sua famiglia, per i suoi figli, che io ne ho conosciuto uno che era, quando ho cominciato era un ragazzino, e anche lui umile, uguale al papà. Proprio, io posso dire solo bene, io devo solo ringraziarlo perché mangio ancora per lui, perché io sono una pensionata Luxottica e mangio ancora per quello che ho avuto da lui. Avete sentito, ora ci fermiamo però qualche istante di pubblicità, poi torniamo e ci collegheremo con la piazza d'Agordo dove c'è ancora il nostro Christian Arboit. Rieccoci nuovamente in studio, dunque dal piazzale del Pala Luxottica il nostro Christian Arboit si è spostato in piazza lì ad Agordo e vediamo che ha anche degli ospiti, quindi ci colleghiamo subito con lui. Christian, a te la linea. Sì, Daniela, eccoci. Io chiuderei questa lunga diretta da Piazza Santa Maria, siamo nel cuore di Agordo. Tra l'altro, appunto, il cielo si sta un po' rannuvolando, c'è un po' di aria, si comincia a stare bene. Allora, è stata una giornata dura per certi versi, dall'altra però contrassegnata da un profondo rispetto, da una profonda dignità e da un dolore anche composto dai tanti significati. Abbiamo cercato di raccontarli. Poco fa hai mandato in onda la testimonianza di un'operaia Luxottica andata da poco in pensione. Ecco, qui con me ci sono due ex lavoratori Luxottica, chi più, chi meno, però mi piaceva partire dalla testimonianza. Ecco, nome e cognome per chi è a casa. Fantauzzi Marcello. Ecco, lei è stato uno dei primi operai o comunque ha partecipato alla prima Luxottica. Sì.
Ho lavorato che una settimana e poi niente, venivo dalla Germania e ho lavorato lì una settimana e nei primi tempi là era un po', no, dura, non era dura, comunque bisognava scattare. Insomma. Del vecchio era lì presente? Del vecchio era sempre presente, sì, perché lui lavorava in officina, perché lavorava anche lui come gli altri in officina e ogni tanto gridava dentro per l'officina lì e io quando mi veniva dietro tremavo come una foglia. Ho fatto una settimana e poi me ne sono andato via e così è finita, insomma. Diciamo poi lei è andato in Germania, ha fatto altro. No, venivo dalla Germania allora, sì. Dopo sì, ho cambiato, poi sono andato alla Rizzato, ho fatto un po' di anni lì e poi sono andato via perché qui quei stipendi che erano quegli anni là, non era che con una famiglia. Erano anni un po' duri. Erano anni duri, sì, veramente, erano duri. E allora sono partito, sono andato per l'Africa, poi in Africa, Medio Oriente, così. Però una settimana in Luxottica la fate, insomma. Sentiva un po' il fiato sul collo. Sì. Quando mi veniva dietro io tremavo come una foglia, insomma, stavo mettendo le lenti negli occhiali in plastica, quegli anni là facevano la plastica, no? Li mettevo dentro e ogni tanto veniva perché girava per il reparto. Non era tanto, era il taglio lenti e chi lavorava, sì, le saldature e così. Niente. Grazie per questa testimonianza. Ecco, abbiamo un altro invece operaio Luxottica, lei è rimasto più anni. 20 anni. Lei l'ha mai intravisto, visto, incrociato del vecchio? Sì, ho anche parlato assieme, io non è che... Ci conoscevamo già dall'infanzia perché io sono andato a scuola insieme al Claudio, al figlio anche quando eravamo... Ci conoscevamo già anche prima un po' e così, per cui... Era già una famiglia integrata sul territorio, vivevano qui, insomma, la prima famiglia. Qui, sì, giocavamo insieme io col Claudio quando eravamo bambini così. Poi il destino ci ha portato che lui a una strada, io un'altra e ci siamo persi di vista, insomma, però quando ci vediamo ci salutiamo ancora ben volentieri. Ecco, e come se lo spiega tutto l'affetto di un'intera vallata, di un'intera provincia nei confronti di Del Vecchio? Cioè, non è una cosa così comune. No, perché ha saputo stare con la gente di Agordo, perché qui a nord più su si va e più duri si è. E lui ha saputo prendere bene la gente perché sì, era una persona rigida, però era anche una persona generosa, ha sempre dato quello che aspettava la gente e quindi le famiglie già allora, che qui c'era poco lavoro, quelli che riuscivano a integrarsi in fabbrica, era buono, insomma. Permetteva di rimanere. Permetteva di vivere e stare bene, insomma. Lei mi diceva suo figlio in Luxottica? Sì, mio figlio che lavora in Luxottica, sì. Cosa le posso dire? Qui ognuno di fatto, ogni famiglia ovviamente. Le chiede tante cose a mio figlio, come va o come non va. Comunque è lì da 25-26 anni lui ormai adesso. Sì. È ancora lì che lavora, insomma, non so. Vuol dire che si trova bene, insomma. Sì, perché sennò sarebbe a casa anche lui. No, veramente sta bene. Ma le vogliamo bene tutti qua a Agordo, anche all'inizio quando era qui, veniva per i bar, si poteva parlare perché in fabbrica era un po' rigido, sì, è vero, ma poi fuori era... Si smollava, tra virgolette. Sì, una brava persona, veramente, non si può dire niente. Con tutti, non si vedeva che lui, anche quando ha cominciato a essere già di potere, non è una persona che ha fatto mai pesare la sua grandezza e la sua semplicità, secondo me, che ha fatto di sì un uomo veramente potente, perché si merita tutto quello che ha fatto. Sì, grazie. Ma delle volte quando era qualcuno che non andava tanto bene lo licenziavano, va via, poi lo andava e lo riprendeva e lo portava là, ma era così un po' fumantino all'inizio. Sì. Grazie davvero per queste due testimonianze molto, molto reali, molto concrete. E chiudo con Francesco Ratai, il nostro collega Daniela, perché appunto Stefano Bozzi è qui con me. Francesco Ratai ha curato i collegamenti interni.
Francesco, collega della redazione padovana, lo conoscete tutti. Quindi da padovano, a Padova comunque c'è una grossa azienda, c'è la Safilo che è stata per anni il più grosso competitor di Luxottica. Tra l'altro Vittorio Tavacchi era presente ai funerali, una presenza molto discreta, sono stati grandi amici. Ecco, da padovano, quindi non bellunese, ti aspettavi una cosa del genere? Beh, mi aspettavo che ci fosse molta partecipazione, era evidente il sentimento, non era retorica la partecipazione anche dei lavoratori, degli operai, degli impiegati, si vedeva che stava cambiando qualcosa e c'era il tributo a una persona che ha guidato un'impresa in una maniera incredibile, ha portato Agordo alle vette del mondo, scusate il gioco di parole, e non era retorica. Questa è la cosa che mi ha colpito di più, è che nei volti si leggeva il dispiacere per la scomparsa di un grande italiano. Un grande italiano, un grande bellunese d'adozione, perché ricordiamolo, non era bellunese, era milanese, padre pugliese, si è trasferito qui a 26 anni e ha costruito quello che ha costruito. Esattamente così. Una vita dedita al lavoro e che ha costruito veramente un'impresa, perché gli occhiali che abbiamo tutti addosso sono quasi tutti occhiali Luxottica. Veramente una persona che ha dato lustro al Veneto, ma all'Italia intera. Grazie. Cristiano, Francesco, ho una curiosità. Allora, a conclusione. Se mi senti, una curiosità. Direttore. Il primo intervistato, non credo sia veneto, ha un accento lombardo. Chiedigli da che parte è arrivato. Il primo intervistato, mi chiede il direttore Bacciali da studio, lei di dov'è? Lei è originario? Di Agordo. Di Agordo, Agordino Doc. Agordino, sì. Veramente di nascita sono nato a Rivamonte, però sono tanti anni che Rivamonte è tutt'altra cosa. Grazie davvero. Digli che mi sembrava un accento lombardo, per cui ho detto sarà uno dei milanesi che Del Vecchio ha portato al nostro direttore Bacciagli sembrava un accento lombardo, quindi pensavo fosse uno dei primi milanesi. È originario, è abruzzese. Beh, addirittura. Sì. Ecco, allora magari, direttore, ci stiamo avvicinando in qualche modo. Grazie davvero. Allora, allora, io vi ringrazio per l'attenzione. Allora, è stata una giornata, lo dico da bellunese, che ha lavorato per un certo periodo anche nell'occhialeria, importante perché non è stata retorica, come ho detto più volte, ma davvero non è stata retorica, e penso siano arrivate delle rassicurazioni importanti sul futuro industriale di questo territorio che resta industriale. Ne abbiamo parlato prima con la Presidente di Confindustria, con il Presidente della provincia di Belluno. Questo è uno dei territori con il più alto tasso di manifatturiero al mondo. Siamo sul 40% di popolazione attiva che lavora nelle fabbriche, nonostante il turismo, nonostante tutto. 12.000 lavoratori, dei 18.000 presenti a livello nazionale nell'occhialeria lavorano da Pieve di Cadore, dal Comelico diciamo fino al basso Feltrino e alto Trevigiano. È un distretto molto vitale. Tanti sono terzisti sì di Luxottica, ma ci sono dei competitor importanti. Abbiamo parlato di Safilo, che per anni sono stati lì, De Rigo, Marcolin, poi adesso ci sono tutte le griffe francesi e resta un po' l'alone di questa Francia sul Made in Italy, resta, in qualche modo è stato anche fugato qualche dubbio, perlomeno quelli della prima ora. Adesso resteremo a vedere, dobbiamo capire e da qui ai prossimi anni capiremo se davvero il futuro della Luxottica nel bellunese è stato blindato. Al momento sembra di sì, e il fatto che Leonardo Del Vecchio abbia scelto come luogo per il suo ultimo saluto Agordo è un messaggio molto potente. Con questo, con Stefano Bozzi, che ringrazio davvero, vi restituirei la linea qui da Agordo. Un grazie davvero anche da parte nostra a
Cristian Arboite, Francesco Rattai e Stefano Bozzi, grazie davvero per questa giornata e per questa diretta importantissima. Direttore, siamo proprio agli sgoccioli di questa diretta. Io chiuderei con una data, il 27 aprile del 1961. Quel giorno Leonardo Del Vecchio, nello studio del notaio Adolfo Saccoli, in piazza Emanuele a Belluno, fondò Luxottica SAS, società in accomandita semplice legata alla Metalflex di altri due imprenditori che avevano delle quote comuni, e fece di tutto quel giorno perché la Luxottica nascente non avesse già da allora interferenze esterne. Quello che ha sempre voluto Del Vecchio e che ha praticamente gli ha consentito di crescere, di diventare quella che è diventata la Luxottica, è il fatto di averla sempre protetta da interferenze di altri gruppi che potevano ambire ad entrare. È sempre rimasta in piena autonomia, probabilmente lo sarà anche in futuro con la famiglia a cui ha ceduto il testimone. Siamo arrivati al termine, una giornata questa che nessuno dimenticherà. Ringrazio il direttore per essere stato con noi e per aver davvero parlato di questo grande uomo e di questa giornata. Grazie ai registi che ci hanno seguito, a me non rimane che salutare tutti quanti voi, grazie e arrivederci.